questa sera nel dettaglio la serata è organizzata in collaborazione anche con l'Ordine dei giornalisti, quindi abbiamo dei giornalisti, degli addetti ai lavori qui sul palco, ma abbiamo anche giornalisti in platea ai quali, comunicazione di servizio, rinnovo l'invito a firmare sul foglio presenza prima di lasciare il teatro La Loggia. Parlando di Teatro La Loggia non posso che ringraziare l'amministrazione comunale di Cison di Valmarino che ci ospita per questo meeting sull'informazione. Ringrazio brevemente anche tutte le altre amministrazioni comunali che ci hanno sostenuto, ci stanno sostenendo, comprese la Regione Veneto e la provincia di Treviso. Quest'anno tra l'altro abbiamo avuto anche il patrocinio del CONI, parlando appunto di sport. Sport e business, l'importante è guadagnare, lo vediamo anche alle nostre spalle. È una domanda, abbiamo voluto storpiare il motto decubertiano, anzi io direi che è un'evoluzione 3.0, nel senso che sino a qualche anno fa magari si storpiava in l'importante è vincere, adesso l'impressione che abbiamo, vedendo anche qualche titolo di giornale o qualche TG o radiogiornale o qualche home page sul web, l'impressione è che ormai si sia fatto un altro passo in avanti. A volte non sembra che non sia neanche più importante vincere oramai, ma l'importante è fare business. Questo è un po' lo spunto che noi abbiamo avuto, dal quale siamo partiti. Ovviamente sport perché anno olimpico, e vediamo le fiaccole di Rio de Janeiro. Anno olimpico, però anche un anno che è stato caratterizzato da parecchie notizie sportive o extrasportive. Io ieri sera sono stato un po' più prolisso, qui direi che stasera di citare semplicemente, visto che abbiamo una platea, un palco anzi di esperti di calcio, uno degli accadimenti che più ci ha fatto riflettere e ci farà ancora riflettere è quello che vediamo alle nostre spalle, cioè una Milano calcistica in mano ai cinesi, quindi ai gruppi a proprietà cinesi. L'Inter è già in una fase più avanzata, il Milan sta ancora temporeggiando, però questo appare un po' il futuro, ed è chiaro che di fronte a immagini di questo tipo questo binomio sport-business diventa quasi inevitabile, diventa istintivo. Nella fattispecie questa sera volevamo affrontare invece la serata, quindi parlare di sport, di giornalismo, di comunicazione, di informazione. Dove sta andando lo sport? Ovviamente è una domanda che ci si fa parlando appunto di sport e business. Questa sera ci incuriosiva affrontare invece un aspetto che è quello del glocal, cioè questo neologismo che sta a fondere delle tematiche globali. Quindi in questo momento io riesco a sapere se domani o dopodomani Cristiano Ronaldo giocherà con Real Madrid, ma nello stesso tempo riesco anche a sapere, quindi a livello locale, con chi giocherà, se De Luca giocherà titolare con la Cisonese domenica in prima categoria, quindi globale, locale. E non a caso abbiamo, insomma, alcuni li conoscete, abbiamo ospiti che appunto spaziano da tematiche, che lavorano a livello locale, e ovviamente Gianluca Di Marzio un po' più noto degli altri due ospiti, ma non meno importante, che invece affronta temi di carattere nazionale e anche internazionale, anzi poi ci racconterà anche un curioso aneddoto che riguarda un allenatore trevigiano. Io lascio la parola agli ospiti, comincerei da Gianluca Di Marzio, volto notissimo di Sky. Ti farei fare una breve presentazione anche da dove sei partito, dove hai visto la luce giornalistica. Tra l'altro ricordo che Gianluca Di Marzio è un figlio d'arte, perché il papà Gianni è stato, insomma,
massimi allenatori di Serie A negli anni 70 e 80, giusto? Io me lo ricordo a Napoli, a Catanzaro anche, dicevamo prima, con i famosi corner di palanca, se c'è qualche spettatore un po' più attempato. Gianluca Di Marzio. Buonasera. Io nasco vicino a Napoli, a Castellammare di Stabia per l'esattezza, e ovviamente tutta la mia vita è stata legata alla presenza di mio padre, quindi calcisticamente a casa era tutto un pane e pallone, portando inevitabilmente gli entusiasmi delle vittorie, le depressioni, delle sconfitte, quindi diciamo che ho vissuto il calcio da dentro, e questa sicuramente è stata la molla, no? che mi ha spinto a rimanere in quest'ambito. Tanti figli provano a fare i giocatori, ma io ho avuto la consapevolezza dei miei limiti quasi immediatamente, e quando andavo inizialmente a 11, 12, 13 anni a fare i ritiri precampionato con le squadre di mio padre, ma quando facevo le partitelle con i giocatori veri e mi rendevo conto che mi prendevano soltanto in giro e mi facevano cadere, comunque dicevano che avrei dovuto cambiare assolutamente strada, devo dire che in questo sono stato bravo nel non insistere in qualcosa che non era per me, e quindi quasi immediatamente ho capito che non erano i piedi quelli che mi avrebbero fatto continuare in questo mondo del calcio, ma la voce, la testa, insomma. Quindi ho cominciato fin da piccolo a fare le telecronache con i Jim sui pavimenti di casa, e quindi la passione per il giornalismo l'ho avuta praticamente, la chiamata l'ho avuta praticamente da piccolo. Ho ancora ritrovato qualche mese fa proprio dei temi che ci facevano fare alle elementari. Mi ricordo un tema proprio di racconta un evento sportivo come se lo stessi vivendo in questo momento, raccontare un incontro di box, ma rileggendolo mi sembrava una delle telecronache che faccio adesso, no? Quindi quando ti rendi conto di aver comunque realizzato quello che è il sogno che avevi da bambino. La mia vita è stata un po' da zingaro, da vagabondo, perché comunque girando per seguire la carriera calcistica di mio padre, sì, sono nato a Napoli, ma poi ho vissuto in tantissime città, quindi da Genova a Lecce a Catania, da Catania poi mi sono trasferito a Padova quando avevo 16 anni, e lì a Padova è iniziata la mia carriera vera, professionalmente vera, di giornalista. Ho cominciato a lavorare pur studiando, perché comunque sono riuscito a laurearmi comunque in giurisprudenza, e quindi mentre comunque cercavo di finire gli studi, ho iniziato a intraprendere la carriera di giornalista. Telenuovo, giusto? Sì, ho cominciato prima in realtà in un'altra TV locale più piccola che si chiamava Triveneta, non ci dovrebbe essere ancora, sì, TV7 Triveneta, dove inizialmente andai ospite in una delle tante trasmissioni locali padovane, perché a Padova comunque ci sono tante trasmissioni locali che parlano del Padova. Io ero il figlio di Gianni Di Marzio, che aveva nato il Padova, ero ragazzino, 20 anni, quindi mi invitarono una volta in quella trasmissione. Tra l'altro la curiosità è che era una trasmissione condotta dalle Galline Padovane, no? Che è un gruppo di tifosi che ancora c'è adesso, ma all'epoca era veramente molto, molto ricco di donne, di scritte, colorito, e quindi c'erano proprio loro che conducevano questo programma. Io andai ospite a questo programma qui, e mi ricordo che 2 o 3 giorni dopo il proprietario della TV mi disse: ma tu parli meglio di loro, perché non vieni tu a condurre, a fare tu un programma? Quindi mi ritrovai dopo qualche mese, a 20 anni, proprio nel 94, io sono del 74, mi ritrovai a 20 anni a condurre un programma mio. Cioè la mia prima esperienza è stata proprio quella di condurre un programma televisivo in questa TV che si chiama Triveneta, perché in quel periodo il Padova era in Serie A, quindi c'era comunque una grande chiamata da parte della gente che voleva sapere tutto del Padova, erano gli anni di Lalas, no? Quindi mi ritrovai a condurre un programma da solo a 20 anni legato al calcio Padova. Poi da lì
dopo sono finito anch'io in una campagna acquisti giornalistica, proprio perché evidentemente il calciomercato faceva parte del mio DNA, e quindi mi prese Telenuovo, perché appunto avevo secondo loro le caratteristiche per poter fare anche non solo un programma, ma fare proprio un percorso giornalistico di servizi televisivi, di telecronache, un po' di tutto, e quindi mi sono ritrovato a Telenuovo ed è stata la mia grande fortuna, perché comunque ho fatto ben 10 anni di TV locale a Padova, e prima, quando ci siamo incontrati, ti raccontavo quanto sia stata comunque determinante, non solo formativa, ma assolutamente indispensabile l'esperienza che io ho fatto, e non ripeto di pochi mesi, ma di tanti anni. Molti ragazzi oggi mandano mail, mi scrivono che vogliono venire a lavorare a Sky subito, no? E magari chiedi: ma cosa hai fatto? No, niente, però oggi pensare di arrivare direttamente lì senza aver fatto qualcosa prima diventa praticamente impossibile. E se non avessi fatto quei 10 anni di TV locale sicuramente non mi sarei presentato a Sky già pronto, perché poi dopo questi 10 anni in cui ho fatto di tutto, appunto dalle telecronache ai servizi, ai telegiornali, ai montaggi, perché poi nelle TV locali non sempre c'è il montagista che monta, e quindi mi ritrovavo io a scegliere le immagini del servizio da mettere, io a mettere la musica del servizio, io a creare il rallenti, io a scegliere la cassetta, il beta. Diceva Mino Taveri ieri sera, anche a mettere giù i cavi, tutto, alla fine devi fare un po' tutto tu, ma quello è determinante per poi lo è stato quando poi dopo appunto questa esperienza ho avuto la grande occasione di arrivare a Sky. Sono arrivato però già pronto, cioè ero più pronto di quelli che erano lì, infatti mi ricordo che sono arrivato con un contratto a tempo determinato all'epoca di un anno, ma dopo 3 mesi mi hanno detto: no, fermati, tu stai qui con noi. Oggi purtroppo non capita nemmeno. Non avevi Raiola come procuratore? Non avevo, no. Alcuni pensano fosse stato mio padre il procuratore, che tanti poi dicono ti avrà raccomandato tuo padre. In realtà sono orgoglioso del cognome che porto, te l'ho detto anche prima, ma mio padre non ha mai fatto, per esempio, lui una telefonata per sapere una notizia di mercato per me, non si è mai permesso, mi ha sempre lasciato campo libero rispettando quella che è la mia carriera. E quindi dicevo, ritrovandomi poi a Sky dopo questi 10 anni di TV locale, io la telecamera me la mangiavo, cioè abituato a fare ore e ore di TV locali, di trasmissioni. Io sono arrivato lì che non avevo paura, io sono arrivato lì che non avevo proprio timore, mentre oggi tanti ragazzi che arrivano tremano quando si trovano a dover fare una prima diretta, perché secondo me non hanno avuto quel tipo di esperienza. E quindi finisco da 12 anni ormai mi trovo a Sky, sono felicissimo, e ho fatto di tutto, da mondiali a europei a telecronache di tutti i tipi, inviato, sono diventato caposervizio da poco, ma soprattutto negli ultimi 5 anni ho creato un mio settore web, quindi un mio sito personale che è nato come blog, dove all'inizio raccontavo appunto anche la mia esperienza di quella domenica, dove ero andato, cosa avevo fatto, cosa avevo visto, ma in questi 5 anni è diventata poi testata giornalistica con oltre 30 ragazzi che scrivono articoli, e la cosa più importante... Quante visite? Tante visite, sì, durante il periodo di mercato siamo intorno al 9-10 milioni di pagine al mese, e all'anno quindi siamo sui 50-55 milioni da tutto il mondo, ma la cosa che mi inorgoglisce di più è che questi ragazzi che trovati in vari motivi, in varie situazioni, non scrivono articoli solo a nome mio o prettamente a nome mio, ma scrivono articoli a nome loro, quindi si sono creato il loro percorso. Sono io che dico: no, ti devi creare tu il contatto, devi chiamare tu quel direttore, devi fare tu quell'intervista, la devi fare a nome tuo, con la firma tua. Io ti do l'opportunità di chiamare a nome mio quando chiami il personaggio, no? O di andare a fare l'inviato a nome mio, ti apro quel tipo di porta. Poi sei tu che ti devi mettere in mostra, sei tu che devi avere un tuo percorso di visibilità. E quindi oggi di questi 25-30 ragazzi, la cosa più bella è che quando Sky d'estate ci sono le ferie o le varie sostituzioni estive, mi chiede se ho 4-5 ragazzi da segnalare, quelli che io ho segnalato poi dopo sono rimasti a Sky perché erano considerati più bravi, quindi evidentemente il tipo di scuola, chiamiamolo così, di percorso fatto con me in privato li ha portati ad arrivare a un determinato livello, e quindi
diciamo, il fatto di aver dato loro questa opportunità in un mondo del giornalismo sempre più in difficoltà e che fa fatica a dare ai giovani l'opportunità di mettersi in mostra. Oggi invece attraverso il sito e soprattutto attraverso i social, quindi attraverso Twitter e Facebook, sono riuscito e spero di riuscire ancora di più a dare l'opportunità a questi ragazzi, ripeto, di mettersi in mostra anche a nome mio, ma perché sono felice di aprirmi a loro, perché vedo in loro gli occhi ancora innamorati della passione per questo mestiere. Gli occhi della tigre. Sì. Bene, grazie Gianluca. Adesso passiamo a Matteo Soligon. Breve presentazione. Matteo Soligon è l'ideatore di Veneto Gol, che per quanto mi riguarda è un'istituzione a livello calcistico per gli addetti ai lavori. Ovviamente parliamo di calcio dilettante. Grazie. Niente, io ho 37 anni, sono libero professionista, abito a Oderzo e appunto, come detto da Glauco, sono amministratore e fondatore di venetogol.it. L'idea è nata negli degli anni 2000, per cui ancora agli albori di internet, nel 2001 precisamente, ma raccontavo prima. Era nato un po' per caso, io ho passione per il calcio, ho giocato a calcio, ho smesso per problemi fisici e il calcio non ha perso, come Gianluca non ha perso niente e la grande passione. Hai iniziato anche facendo il collaboratore, il giornalista? Ho iniziato, appunto ti stavo spiegando, cercando di mettere in piedi un portale che servisse d'estate per il calciomercato dilettanti. Si chiamava Calcio Affari all'epoca, funzionava insomma per quelle poche visite all'epoca, per quelle poche visite che si riusciva negli inizi del 2000 a trovare col passaparola, con un po' di volantinaggio, perché internet ovviamente non era solo sul PC, tra l'altro. Era solo su PC, connessione 56K, per cui sì, gli smartphone non ce n'erano, per cui sì, bisognava crederci, insomma, non che ci credessi tanto, neanch'io, era quasi nato quasi per scherzo, era proprio per passione pura. Dopodiché, appunto, col discorso del calcio affari ho iniziato a dire, inizio a scrivere qualcosa anche durante l'anno, che è un anno un po' vuoto se non c'è mercato, soprattutto nei dilettanti. Ho visto che qualche collaboratore, qualche amico mi dava una mano, andare a vedere una partita così saltuariamente, perché io non sono giornalista, no? E non scrivo articoli. Esatto, gestisco i collaboratori e il portale, insomma. Dopo magari vedremo nel dettaglio dopo come anche se si lavora, come si sviluppa Veneto Gol, la rete di Veneto Gol, che ha anche una rete a livello nazionale, giusto? Ha anche un network a livello nazionale, sì. Italia Gol, sì, Italia Gol, praticamente. Nel 2006 mi sono dato un'impronta geografica al territorio, per cui è nato Veneto Gol a livello di notizie, news, commenti. Da lì abbiamo iniziato a ricercare nelle varie regioni dei riferimenti su siti già esistenti posizionati nel territorio, per portarli all'interno del nostro network con la nostra impostazione, database, pur essendo autonomi economicamente e soprattutto editorialmente. Dopo magari entreremo nel dettaglio anche su come si sviluppa la rete in Veneto, visto che a noi interessa questa zona, questa regione. Lucio Dalmolin, storico giornalista vittoriese, in questi ultimi anni ce lo spiegherai tu, più speaker radiofonico, diciamo, che giornalista. Buonasera, ringrazio dell'invito. È proprio come dice Glauco, io adesso faccio solo la radio perché è la cosa che mi viene meno peggio e me la lasciano fare, soprattutto
come Gianluca, anch'io ho cominciato nei campi più piccoli di periferia, perché avete davanti una persona che diceva di andare a messa alla mamma, invece andava al campo di salsa in centro a Vittorio con il registratore, in un angolino facevo la radiocronaca, nessuno ci credeva mai così, e poi me l'ascoltavo. Sono cresciuto a Pane e Giorgio Lago sul giornale, mi piaceva tanto il caracolla che veniva detto alla Rai durante le radiocronache o le telecronache, mi piaceva Spettina, la linea di fondo, queste cose danno un'eccitazione importante. Mi piace leggere le descrizioni delle cose sportive in maniera con un'architettura molto ricercata ma che resta basic, e quando trovo persone che hanno questa architettura lessicale mi piace. Questo si scontra fortemente con il pane e formaggio, che è il calcio dei dilettanti, dove i congiuntivi sono una remota provincia della Basilicata, dove spesso abbiamo delle persone che comunque, delle squisite persone, e io sbaglio per primo, però ci mettono l'anima e spesso non riescono a fotografare il quadro del momento. Nonostante questo, che non è una debolezza ma è una forza, perché i numeri e le qualità delle persone io le considero sempre tanto, il programma che adesso gestisco da 20 anni, che è cresciuto poco, non perché siamo partiti alti, ma solo perché non è cresciuta la qualità dei referenti, di tante cose, perché la gente, io faccio un discorso un po' spigoloso, ma mi piace che sia così perché il mondo è questo, quello sportivo. I dirigenti spesso schivano il microfono, quando vincono lo cercano, e comunque di fondo è un ambiente così. Detto questo, che non è una balla ma è la verità profonda, ecco, non vergogniamoci a dirlo, il programma Top Goal, e io ho fatto un sentiero come il suo, io ho toccato questi lidi dorati di Sky, perché io ci sono stato poco, sfortunatamente, rimpiango tanto, quando ero responsabile dei mondiali di biliardo per Telepiù 2 in giro per il mondo, bellissimo periodo. Purtroppo non era il calcio che è il mio amore, però è un ambiente perfetto. Quindi Sky, anzi Telepiù, ha fatto vedere anche i mondiali di biliardo. Sì, di biliardo, sì, dal 92 al 95, bellissimo. Sì. Quindi all'estero suppongo? Sì, ma no, all'estero poco, perché era stata fatta una fufigna, come si dice, era stato dato un tono di internazionalità al mondiale di biliardo, perché le più brave stecche a 5 birilli erano gli argentini e gli italiani. Erano stati messi per dare un tono di internazionalità Shoro Perlin, il campione di carambola danese, e Givian Fimiadi è uno russo. In Russia, vorrei dire, giocano con la stecca alta come un paio di sci, e il biliardo 1,5 metri più lungo. Io a Pescara l'ho battuto di notte mentre giocavamo in albergo, scarsissimo, non importa. No, vabbè. Il biliardo a Top Goal. Sì, è qua. E qui a 20 anni che me lo lasciano fare, sono contento. Qui abbiamo anche persone presenti che collaborano con me, sanno che io voglio un ritmo alto, perché credo che il ritmo alto sia fondamentale, ogni tanto non c'è. A noi come filosofia non piace, differentemente da Matteo, arredare il sito sempre, costantemente, di più. A me interessa che il programma sia un fuoco d'ape, che vive 2 ore e poi muore e si ripropone la domenica dopo, perché a me interessa che ci sia la diretta. Invito tutti, me per primo, ad essere capaci di fare questa cosa la domenica, perché noi abbiamo di media una dozzina di dirette dalla Serie D alla seconda categoria, e io sono innamorato di questa creatura, tra virgolette, e anche di chi mi dà una mano, perché se non ci fossero loro non ci sarei neanche io, neanche la radio, nessuno. È un programma questo che esisteva già prima che arrivassi io, è un programma che Top Radio, che era Radio Terzo Centrale, fa dall'85. A me è stato dato nel 96, quando uno dei 3 soci ha bisticciato con gli altri 2, se n'è andato, a me è stato proposto di farlo, io l'ho preso subito, e una volta era un programma che seguiva solo la Serie D, le categorie più alte, perché nelle categorie più alte c'era il calcio migliore, c'erano più soldi e bla bla bla. Quando sono arrivato io ho girato la frittata,
è una scommessa, è stata una scommessa. Ho cercato di dar luce anche alle terze categorie, noi abbiamo fatto anche gli amatori, il venerdì sera facevamo. In pizzeria o? No, sui campi, sì. Beh, anche in pizzeria, sì. Perché credo che tutto il calcio nelle sue varie espressioni abbia motivo di essere riconosciuto. Spesso nei giornali quotidiani il calcio basso, tra virgolette, non passa mai. È stata una scommessa che alla fine credo non sia stata persa, non dico vinta, però ancora oggi ci siamo, non lo dico io che siamo bravi, lo dice il termometro della pubblicità, perché gli sponsor si avvicinano, considerano l'idea, valutano che sia fidelizzabile, e così è per tante ditte. Io voglio che si parli tanto, a me non interessa che parli io, che parli X o Y, i miei ragazzi o le ragazze, a me interessa che parli l'ospite, la gente, se no che radio è? Ecco, non ha senso, ecco. Io voglio che si metta il microfono davanti alla bocca di più persone possibile nel dopo gara. Difatti da 3 anni a questa parte, poi chiudo, stiamo curando il dopo partita, che è fondamentale. Allora stiamo riuscendo ad avere delle persone che parlano, si avvicinano al microfono anche quando hanno perso, cosa difficile, al di là dei professionisti che hanno l'obbligo di andare al microfono, stiamo riuscendo anche prendendo delle parolacce, delle cose così, però, cioè, credetemi, a chi ascolta fa piacere ascoltare e sentire meglio il protagonista del dopo gara, e questa è la cosa che io voglio anche quando perde, anzi forse soprattutto sì. No, difatti, ma non sono tutti così. Io credo che sia importante il dopo gara, perché è quello che la gente vuole, i protagonisti devono dire la loro. Guarda che Sky ci ha costruito una TV sul pre-gara e sul dopo gara. Sì. Questo è quanto. Direi che insomma, se siete qui a Soligo in rete, la scommessa direi che è vinta, no? Se giocavamo per il pareggio, ma abbiamo vinto. No, insomma, se avete capito, abbiamo 3 ospiti di 3 media diversi, quindi la radio, che forse sembra più antica, ma che paradossalmente oggi continua ad essere seguita, se non altro perché la gente mentre ritorna a casa accende la radio e ascolta magari Top Radio. Quindi la radio, la TV ovviamente, e nel dettaglio la TV satellitare, e dicevamo prima con Matteo il sito internet, la rete. Io adesso partirei un po' ad affrontare qualche tema. Prima ho visto la domanda dove sta andando lo sport, dove sta andando il giornalismo televisivo nella fattispecie, ma io partirei dalla domanda più importante a Gianluca Di Marzio: quanti cellulari hai? Uno con alcuni caricabatteria extra, quello sì, casa. E c'è in rete su YouTube, quando troverete anche qua, scrivete il mobile, c'è un video su YouTube, fate Di Marzio perde telefonino in diretta, che fa molto ridere, perché io su Sky Sport 24, mentre parlavo al calciomercato, già Daniele sta andando a cercarlo su YouTube, mentre mi trovavo al calciomercato in diretta a Sky Sport 24 con credo Peppe Di Stefano, Luca Marchetti che era lì con me, e il conduttore ci faceva le domande, ma io non trovavo il telefono, e stavo impazzendo, non trovo il telefono. Marchetti continuava a parlare e io dicevo: ma dov'è il telefono? E continuavo a cercarlo, non trovavo il mio telefono in diretta. E quindi a un certo punto Marchetti faceva la domanda: e Milan chi prende? Dice: no, ma non mi interessa il Milan, io non trovo il mio telefono, la notizia importante in questo momento è che non trovo il telefono. E si vede poi io che lo trovo in un tavolino accanto alla diretta, quindi lascio la diretta, prendo il telefono e felice come un bambino mi ripresento dal conduttore del telegiornale col telefono: ecco, ho ritrovato il telefono, quindi di risate, perché praticamente ci vivo, dai. Ci fa capire l'importanza. Sì, oggi sì, determinante, perché comunque una volta l'inviato di calciomercato, io penso, quando ha dovuto raccontare, non so, trasferimenti tipo Maradona dal Barcellona al Napoli senza cellulari, io non so come, probabilmente era in quel momento determinante andare sul posto, no? Cioè la figura dell'inviato era ancora più importante, perché se non andavi lì e cercavi di capire negli alberghi, seguire i vari personaggi per gli incontri, come facevi il giorno dopo sul giornale a raccontare l'incontro. Oggi invece attraverso SMS, WhatsApp e situazioni di questo tipo diventa più facile raccontare determinate operazioni, anche se si trovano
lontanissimo, quindi devo dire WhatsApp poi è una figata, perché soprattutto le due freccette azzurre, no? Quando ti danno l'ok che il messaggio è stato letto, a volte è determinante. Racconto un episodio legato al ritorno di Mancini all'Inter. Mi ricordo che quel giovedì sera non c'era il minimo segnale di un esonero di Mazzarri, che avrebbe dovuto fare poi il derby, a proposito di derby, avrebbe dovuto fare il derby contro il Milan dopo 10 giorni, e mi arriva un SMS da una fonte abbastanza fidata che mi dice: guarda, occhio che in questo momento Mancini è a Roma con i dirigenti dell'Inter che si sta mettendo d'accordo. E dico: ma come? Cioè, se avesse voluto esonerare Mazzarri l'avrebbero fatto magari di lunedì, di martedì, mi sembra strano, di giovedì sera, ma sei sicuro? Fidati di me, puoi fare le tue verifiche, perché ovviamente chi ti dà la notizia te la dice, poi dopo devi essere tu a fare le verifiche o meno. Allora mi ricordo che quella sera mandai proprio su WhatsApp un messaggio al direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, scrivendogli: chiamami, è urgente, così, normale, senza dare minimi riferimenti che potessi sapere qualcosa. E lì lo tradì il fatto delle V blu, perché lui vide il mio messaggio, perché ho visto che aveva letto il chiamami, è urgente. Aspetto 5-10 minuti, un quarto d'ora, non lo chiamo io, spento. Dico: qua c'è qualcosa che non va, perché se vedi il messaggio, vedi che ti scrivo chiamami urgente e non mi richiami, spegni il telefono per non farti raggiungere, c'è qualcosa di strano. Allora lì cambio obiettivo. Io all'Inter non conoscevo Toir, poi lì in Indonesia in quel momento lì era probabilmente notte fonda, c'era un altro dirigente italiano che era Fassone in quel momento, che oggi è dall'altra parte, o dovrebbe essere dall'altra parte, e allora faccio la stessa cosa, sempre con messaggio WhatsApp, anche a Fassone, solo che invece di scrivere chiamami urgente, dico: so che siete a Roma, che state parlando con Mancini, se non vuoi che io lo dica tra un minuto in diretta, chiamami. E lui: ti chiamo tra un secondo, no? Allora lì hai capito subito di essere arrivato alla meta. E ricordo ancora poi di quella sera davvero assurda, che lui mi chiamò e mi disse: no, tu non puoi dare la notizia in commedia. Come non posso dare la notizia? Cioè, so che siete lì con Mancini, no, non puoi dare la notizia, perché se noi non ci mettiamo d'accordo con Mancini questa notte può darsi che salti tutto, e domani mattina Mazzarri deve fare l'allenamento, Mazzarri non sa niente, quindi se tu dai la notizia in questo momento su Sky in onda viene fuori un casino e ci rovini tutto. E lì ti trovi di fronte a un bivio, no? Giornalisticamente parlando, perché puoi appunto dare la notizia lo stesso perché hai avuto la tua verifica, più verifica di quella, né lui ti può obbligare a non darla, però ti trovi di fronte appunto alla tua coscienza, alla tua etica, un senso di lealtà, tante cose che mi sono passate in quel momento. Oppure fare non lo sciacallo ma quasi, e dire non una cosa del genere, compromettere probabilmente un'operazione, o Mazzarri insomma vede dalla TV che lo stanno cacciando, comincia a chiamarci, veniva fuori un putiferio. Ricordo che mi sono trovato di fronte a questo tipo di scelta, ed ero a casa, mio padre diceva: no, devi darla, vai in onda, dilla, perché poi qualcuno te la frega e poi ci rimane male. E invece già io personalmente, per come sono fatto, ero già deciso a non darla e aspettare comunque la mattina dopo, rischiando che magari un altro si trovava in qualche modo in una situazione del genere, poteva scoprirla, non lo so, insomma, ci poteva stare tranquillamente di poterla bucare, quindi di poter arrivare secondo. Ne parlai col mio direttore, che è ancora tuttora il mio direttore, Massimo Corcione, mi disse: no, fai quello che ti senti e va bene così, aspettiamo domani. Io la cosa che chiesi in quel momento lì a Fassone: ok, io posso anche aspettare fino a domani mattina, ma domani mattina, cioè, io pretendo, cioè, che nel momento in cui voi decidiate, avvisiate Mazzarri, perché poi è giusto anche che Mazzarri lo sappia per primo da voi e non dalla televisione, ma la seconda telefonata, appena avvisato Mazzarri, dovete darmi l'ok, perché poi nel momento in cui lo sa Mazzarri lo dice al figlio, alla moglie, al cugino, al parente, e lo vengono a sapere tutti. Ricordo che quella notte ho dormito pochissimo. Fortunatamente noi abbiamo via mail un servizio che ci permette di vedere le prime pagine dei giornali del giorno dopo, quindi intanto vedere che sui giornali non c'era minimamente
un accenno, anzi sulla Gazzetta titolava, ricordo, Mazzarri ha rapporto alla squadra in DVD per vedere gli errori, quindi davano per scontato che Mazzarri sarebbe stato l'allenatore dell'Inter ancora. Quindi nessun giornale aveva una notizia, nessun sito web. Mio padre continuava a dirmi: no, ma devi dare la notizia, ti fregano, perché lui è vecchio stampo e aveva paura che io poi ci rimanessi male nel non darla. E la mattina dopo, alle 9:30, 9:40, ho ricevuto la telefonata da parte dell'Inter. Sono stati molto corretti con me, io sono stato molto più corretto ovviamente a inizio di questa storia, e mi dissero: Mazzarri è stato appena avvisato, esonerato, quindi dalla subito adesso, vai, perché prima che qualcun altro te la freghi. Io chiamai Sky in quel momento, nessuno, tra il mio direttore, sapeva nulla. Ho acquisito nel tempo una determinata forza, quindi se io chiamo la produzione di Sky per dire mandatemi in onda al telegiornale, loro mi mandano in onda perché sanno che ho una notizia da dare e non ho bisogno di, tra virgolette, autorizzazioni di alcun tipo. E quindi mi ricordo benissimo, sono delle emozioni, no? Dell'adrenalina. Passeggiavo per Padova, perché ero a Padova, era il mio giorno di riposo, quindi non avrei dovuto neanche lavorare quel giorno. Io vivo a Milano, ma comunque ho casa anche a Padova dove risiedono i miei. Quindi passeggiavo per le vie di Padova e i conduttori del telegiornale mi chiamano alle 10:15, dice: Gianluca Di Marzio, dove la linea? Gianluca, dici? E io vi dico che Mazzarri sarà appena esonerato dall'Inter e che Mancini sarà il nuovo allenatore. C'è l'immagine dei conduttori che rimangono così con gli occhi di fuori: ma che stai dicendo? Sì, svolta nella notte, clamoroso, eccetera eccetera. E dopo 5-6 ore fu tutto ufficiale. E ti è capitato anche invece l'opposto, cioè di essere avvisato o comunque allertato su un'operazione che magari era una bufala? No, è capitato intanto che nel momento in cui ho aspettato per darla qualcun altro ci è arrivato, sì, perché poi non sempre resisti immacolato a questi tipi di accordi, ma magari non perché è stato chi ha fatto l'accordo con te a rimangiarselo, ma perché la notizia ha talmente tanti tentacoli che può arrivare a chiunque, da chiunque. E quindi mi è capitato poi di mangiarmi la lingua e dire: cavolo, potevo darla, potevo trovare il modo di convincerlo a farmela sdoganare, come diciamo noi a Sky nel termine giornalistico nostro, fatela sdoganare quella notizia da quel direttore. E magari avrei dovuto insistere per dirla in quel momento, perché poi me la sono trovata male sul giornale la mattina dopo e io, cavolo, è capitato anche di dare le cosiddette bufale, per carità, capita assolutamente. È capitato proprio l'estate scorsa, mi ricordo benissimo che ci sono dei juventini qua, se non sbaglio tu sei juventino, no? E si parlava della sostituzione di Pogba, di chi poteva arrivare al posto di Pogba, eccetera eccetera, e io avevo da Juventus, comunque da una fonte diretta, quindi non era la voce che arrivava dall'amico dell'amico, e guarda, noi siamo su André Gomes, cioè il nostro primo della lista è André Gomes. Io feci un tweet, comunque anche a Sky dietro la notizia contemporaneamente, perché non è che io non do l'esclusiva ai miei tweet, cioè quello che va in onda su Sky dopo un minuto viene comunque twittato dai miei social. Intendi il tuo sito con il tweet che fa da lancio, e twittai André Gomes prima scelta per il dopo Pogba, dopo 5 minuti ufficiale al Barcellona André Gomes. E lì cioè, la figuraccia l'hai fatta, cioè, non è che hai detto che André Gomes andava alla Juve sicuramente, l'hai data come prima scelta, ma che dopo 5 minuti fosse ufficiale da un'altra parte è stata una serata brutta, dove ho ricevuto tutti quelli che aspettavano che io sbagliassi, no? Perché poi ci sono quelli che sono lì col fucile puntato che aspettano il tuo errore, che non vedevano l'ora, però io me li sono tra virgolette fregati, perché ho fatto un tweet chiedendo scusa. Siccome oggi non capita nel giornalismo quando fai un errore di chiedere scusa, io ho detto sbagliato, ci metto la faccia come ce la metto quando indovino tante notizie, ce la metto anche adesso, ho sbagliato, venitemi a prendere sotto casa, ammazzate, fate quello che volete, ho sbagliato, ho preso mi sono fidato di una fonte che non si è rivelata all'altezza, amen. E poi però dopo 10 giorni mi sono rifatto un Higuain alla Juve, anche lì con tanti insulti, offese dei napoletani perché pensavano che non era vero, e quindi mi dicevano: tu sei servo di quello perché vuoi che Higuain vada via, non è impossibile, pagheranno la clausola, eccetera eccetera. Poi è andato e ho trovato tanta gente che mi ha chiesto poi scusa, perché quando io se do una notizia dopo tutto quello che mi sono costruito in questi anni, è perché nella maggior parte delle volte
c'è la base, c'è il fondamento, non vado più in onda rischiando appunto la mia attendibilità, la mia affidabilità. Oggi l'utente, sia sul web che quello in televisione, che appunto quello social, è preparatissimo, non vuole essere preso in giro, vuole che tu dica la verità, preferisce che tu dica che Ibrahimovic non può arrivare al Milan perché non può arrivare, non che ma sai forse Ibra può arrivare, per cercare di fare l'audience. No, oggi il tifoso vuole che tu sia il più sincero possibile, quindi quella che è la mission dell'esperto di calciomercato, se così è quella veramente fino a quando, ma addirittura quando tu gli dici che un giocatore è vicino, che poi molti non capiscono la differenza tra vicino ed è fatta. Se tu dici vicino, dal vicino è fatta ci possono essere tante di quelle situazioni che fanno saltare quell'operazione. Ma tu avevi detto che era vicino. Ho capito, ma dal vicino poi a quando c'è la firma sul contratto poi emerge un altro club che arriva all'ultimo momento e rilancia, tu che non ti metti d'accordo per un bonus, per una cosa, cioè io ho visto operazioni saltate dopo le visite mediche, no? Anche le mogli a volte ma succede di tutto, e quindi veramente quando tu parli di una trattativa oggi devi essere molto attento al linguaggio, molto attento a non forzare. Tanti ragazzi che scrivono per me dicono ragazzi non c'è bisogno che voi forziate, in arrivo quel giocatore, no, contatti per, sondaggio per, trattativa per, perché da contatti e sondaggio a trattativa alla firma c'è un mondo, e poi tu racconti, fai cronaca di quello che succede. Se poi vogliono capire che nel calciomercato le operazioni possono saltare anche fino alla firma, bene, ci sono quelli poi che non lo capiscono a prescindere, ma diventa poi una guerra ai mulini al vento. Ci sono dei presidenti che ci marciano, altri un po' meno. Però per dire, Raiola è un procuratore che di base, lo so da chi lavora con lui, quando sta per firmare il contratto con una squadra, un attimo devo andare in bagno, va da un'altra parte, chiama un'altra squadra, io sto firmando con questo, mi dai 100.000 euro in più? Fa così. E quindi tu che stai raccontando una trattativa che sta arrivando alla firma, qui tu dici incontro per firmare, quindi già il tifoso si aspetta quel giocatore che sta arrivando, magari veramente l'altra squadra dice dai, no, portalo via, vieni qua, e poi sembri tu scemo, sembri tu che, no, sei tu quello che racconta le balle, no, perché ci sono questi personaggi nel mondo del calcio che fanno sì che il calcio sia e siamo a pazzo fagiolo, anche per siamo a fagiolo col tema del meeting sport e business. Siamo in mano a dei personaggi che spesso utilizzano il calcio al loro piacimento. Bene. Prima parlavi di una trentina di collaboratori per il tuo sito, non oso immaginare quante fonti, quanti informatori hai sparsi per la penisola. Oggi ti interrompo Glauco, oggi la fonte più moderna, più divertente anche da coltivare è la gente. Oggi attraverso i social, attraverso appunto la possibilità di contattarti velocemente, quindi si è ridotta la distanza tra chi ti guarda e tu che sei in onda. Oggi io ricevo tante segnalazioni di notizie di calciomercato che si rivelano a volte bufale, a volte che poi dopo le devi verificare, quindi a volte si rivelano soltanto degli avvistamenti tipo UFO, e a volte invece capita che un lavapiatti di Londra ti regala Tevez alla Juve. Dici, ma è possibile? Sì, succede che io alle 4 di notte trovo una mail del mio sito, che appunto c'è la sezione contatti, puoi scrivere, di questo ragazzo mi dice io mi chiamo Giuseppe, lavoro a Londra, tu sei il mio idolo, eccetera eccetera, potrai non crederci, però fai tutte le verifiche del caso. Ma questa sera nel ristorante dove io lavo i piatti a Londra mi diede il nome del ristorante, mi diede la via, tutto quanto, hanno cenato Tevez, Conte, Marotta, Paratici, la gente di Tevez, il segretario, tutti. Dico, era anche lì un giovedì di maggio. Dico, io risposi, ma sei sicuro? Non ho potuto fare le foto perché ovviamente lavavo i piatti, non potevo andare lì a fargli le foto, però quando sono andato a servire anche io un piatto perché il cameriere non poteva, c'era troppa gente, li ho visti, sono italiano, sono juventino, cioè non posso non averli visti. E ovviamente mi ha lasciato il numero di telefono anche, quindi anche tutto corretto. Io la mattina mando il solito messaggino che faccio per verificare, perché poi non è che puoi andare in onda perché un lavapiatti in onda ti dice che Tevez a mangiare lì, vai in onda su Sky, magari fai la figuraccia del secolo. E
quindi anche lì, avendo buoni rapporti con i direttori sportivi, ai quali chiedo soltanto una cosa come comandamento, quello di non mandarmi fuori strada, cioè non ti dico di anticiparmi quelle che sono le tue strategie, ma se io arrivo a dirti che stai prendendo Tevez, non mi dire che non è vero. Cioè preferisco che tu mi dica sì è vero, però gestiamola e concordiamo come la notizia deve uscire in quel momento, e no, lascia perdere, a volte scrivono lascia perdere, poi dopo un mese è ufficiale, lì impazzisco, perché dico ma come, te l'ho detto io il nome di quel giocatore, tu non mi hai detto niente, mi dici lascia perdere e poi lo prendi. Dimmi la verità e poi, per come mi conosci, in qualche modo, se possibile, cerchiamo di gestire la notizia. Quindi mandai anche lì un messaggio a Paratici, come si mangia a Londra di giovedì sera con Tevez al Babbo Restaurant di Piazza, eccetera, eccetera. Dopo, quando vedi che dopo un secondo squilla il telefono con Fabio Paratici, vuol dire che ci hai preso, no? Perché ti richiamano immediatamente perché vogliono assolutamente bloccare l'uscita della notizia. E quindi mi chiamò, ma tu come hai fatto? Non è possibile, no Agnelli adesso mi chiamo, pensa che sono stato io, no non devi dirla perché abbiamo fatto volo privato, non so come hai fatto, siamo riusciti a passare anche il metal detector per l'amico di Fabio, lo so, eravate lì a mangiare, eravate questo, cioè sono stato anche, ma chi te l'ha detto? Perché poi vogliono sempre sapere chi te l'ha detto, chi te l'ha detto, io non te lo posso dire chi te l'ha detto, quando mi dai tu le notizie delle altre squadre io gli vado a dire, ma l'ha detto Fabio Paratici della Juve, no? Quindi alla fine siamo riusciti poi a trovare un accordo senza dire, perché il problema qual è poi che molte volte questi incontri sono organizzati all'insaputa dei vari club, quindi il Manchester City non era a conoscenza che Tevez fosse in quel momento a cena con la Juventus, quindi la Juventus avrebbe compromesso rapporti personali tra i dirigenti, nonché rischiare anche possibili squalifiche, poi non ci sono mai perché ognuno contatta sempre i giocatori di altri, ma vabbè, a prescindere siamo rimasti di dire su Sky, sì, Juve su Tevez, sai, abbastanza generico, obiettivo Tevez, la Juve lavora per portare Tevez a Torino, senza dire l'incontro al ristorante a Londra perché l'avrei messo assolutamente in difficoltà, però fatalità, Tevez arrivò alla Juve e io poi ho raccontato questo come adesso, come retroscena, invitando tra l'altro quel ragazzo a Sky ospite, perché era giusto che dare a lui il merito di avermi dato la notizia, anche se è stato licenziato poi da quel ristorante, perché ovviamente andarono immediatamente a caccia di quella che poteva essere stata la spia, e capirono immediatamente che c'era un italiano all'interno di quel ristorante lì, ma lui mi disse, a me non ne frega niente, mi hai fatto di averti dato la notizia, mi riempio d'orgoglio, andrò a fare la piatti in un altro ristorante, e sono comunque l'uomo più felice del mondo. Allora, dal lavapiatti di Londra ai dirigenti e ai genitori, perché Veneto Gol non tratta solo il calcio dilettantistico ma anche il calcio giovanile. Ecco, di quanti contatti, quanti collaboratori avete, quante visite anche avete col vostro sito? Allora, noi facciamo quasi 3 milioni di pagine viste al mese e ovviamente sono tante? Sono tante, sono tra virgolette un po' drogate dal discorso dei risultati rispetto alle sue che danno solo notizie, no? Vuol dire che vengono a te perché sanno... Sì, no, questo è chiaro, però è un servizio. È un servizio assolutamente e l'abbiamo sempre cercato di farlo dalla Serie D fino alla terza categoria, passando per le giovanili, 3 milioni al mese, quindi al giorno... Al giorno no, meno sì, perché comunque dopo dipende dalle pagine viste, no, da una pagina vista quante pagine viste fa un lettore, no? Okay. Probabilmente io sicuramente, anzi ho un tasso, sì, no, ho un lettore che mi fa più pagine viste che lui avrà più lettori sicuramente di me, ci metto la mano sul fuoco. Però io ho un tasso più alto probabilmente di pagine viste per come è strutturato il sito, per come abbiamo cercato di tenerlo noi, perché comunque noi siamo sempre cercato di contenere i costi a livello web, visto che facciamo solo questo, non è che... Però avete questa rete di... Abbiamo questa rete di collaboratori, comunque di dirigenti, genitori, utenti che comunque inseriscono i risultati, i marcatori e tutto. È chiaro che c'è un lavoro giornalistico sotto, sempre ristretto, perché ricavare qualcosa dalle pagine internet è sembra che sia semplice, in realtà non lo è. Adesso appunto
dobbiamo lanciare l'applicazione che ci permetterà di inserire il risultato, il marcatore con lo smartphone. Era già pronta da un pezzo, adesso la stiamo risistemando e abbiamo aspettato a lanciarla, e ne parlavo prima con Gianluca, anche per un motivo commerciale, perché di fondo noi viviamo con quello che riusciamo a incamerare. La pubblicità sulle app è ancora tutta in fase di studio, non è tracciabile, per cui almeno noi abbiamo sempre cercato di mantenere l'utente sulla parte desktop e sulla parte mobile, riferito alla visualizzazione del sito all'interno dello smartphone, e non perdere, tra virgolette, utenti nella app che magari sono gli stessi che potrebbero andare a leggere le notizie sul sito, proprio per cercare di rimanere a galla e riuscire a... Quindi immagino centinaia di collaboratori. Assolutamente no, centinaia di collaboratori. No, di collaboratori. Di utenti sì, che io non li conosco, nel senso li conosco perché si registrano, ma non è che conosco uno a uno. Chi mi inserisce il risultato lo posso venire a sapere, però sì. Ognuno ha una password? Allora noi adesso lo teniamo libero per le giovanili, perché siamo partiti così e ci siamo abituati così e sono abituati così. Se uno inserisce un risultato sbagliato, ne arriva spontaneamente l'altro che lo corregge, me lo segnala. No. Con l'app invece sarà obbligatorio registrarsi, inserire il nome, tutto, anzi è obbligatoria la registrazione, per cui ognuno, anche l'inserimento del marcatore, anche i giovanili, ognuno conosce insomma dell'operazione che fa con lo smartphone. Sì, ecco, Lucio invece prima parlava di 12 dirette domenicali, e quanti collaboratori invece coinvolgete? Allora noi ne abbiamo, totali saranno una cinquantina, però quelli saltuari, quelli che abbiamo la categoria jolly, che sono quelli che mi danno la disponibilità di andare a chilometraggio infinito, o ovviamente in un range di chilometri, e poi abbiamo anche dei dirigenti di società che fanno la radiocronaca, e quindi il livello di partigianeria è medio-alto in questi casi. E poi abbiamo invece altre persone che ci mettono l'anima e coniano delle frasi che se mi lasci leggere, perché credo superico anche Sky. Volevo proprio ricordarti. Sì, superico anche Sky, perché noi abbiamo un bugiardino, un bignamino ogni domenica, io e Massimo Verona, quando ascoltiamo la gente che parla, la nostra gente alla radio, quando ci sono delle frasi che cozzano con l'italianità, insomma, noi le segniamo tutte. E ve ne leggo alcune, perché voi dovete immaginare di essere a casa ascoltando una radiocronaca e sentire queste cose che veramente vengono dette col cuore. Purtroppo sono persone, i nostri miei collaboratori, che non lo fanno ogni giorno, diventa difficile abituarsi a un microfono è pericoloso, sia se lo usi troppo, sia se lo usi molto poco. È come una pistola, bisogna saperlo usare, ecco. Fa molti morti un microfono, devo dire. Allora io vi dico che siete a casa vostra e ascoltate una radiocronaca, ne leggo alcune solo. Per esempio manca un'assenza, è bellissimo secondo me. Poi temperatura molto calda, ora le squadre vanno, era maggio, temperatura molto calda, ora le squadre vanno negli spogliatoi per un tè caldo. Ma robe da matti, veramente da matti. Ma andiamo avanti, vado veloce. Un cielo azzurro e intenso di sogni che olezzano di prima categoria. Poi, ma io godo quando sento queste cose, perché veramente godo, scusate la parola, ma è così, il senso è questo. In difesa si sono rotte le acque. Allora, blandire sogni aromatizzati di eccellenza, chi non lo dice? Tutti. Finisco subito. Occhio, le due squadre lottano per non allontanarsi dalla zona salvezza. Le due squadre, vuole anche un'architettura, Le due squadre lottano per non allontanarsi dalla zona salvezza. Per non allontanarsi. Poi, l'ultima, ne salto parecchie, la migliore, secondo me, qui veramente a Lezzo Greggio ho mollato le cuffie, sono andato via,
era la partita iniziata sullo 0-0. Cioè, veramente io questo ecco, quando voi siete, adesso non dicono niente queste cose, ma se guardate se l'hai in studio, con le cuffie, con Massimo Verona che ride davanti a me rosso come il maglione del signore, e le ragazze che mi tirano per lo studio, è veramente simpatico, ecco. E io non posso mollare, io non posso negare cioè io devo amare questo mondo perché è il massimo per me, non può essere altrimenti. Se lo faccio da 20 anni non siamo mai cresciuti, vuol dire che siamo bravi. Approfitto per chiederti in prospettiva la radio, sì. Come la vedi anche questa lotta, anche se magari con Veneto Gol no, con Veneto Gol lavoriate, no? No, sì, infatti volevo dirlo. Sì, con Veneto Gol Matteo quest'estate siamo parlati, abbiamo fatto una sinergia molto importante, forse più per noi che per loro, cioè, a parte che siamo due vettori diversi, voglio dire. La radio secondo me diventa sempre, come ogni vettore, ha dei margini di crescita. Non credo cioè è anche un problema di soldi. Seguendo il calcio dilettante come facciamo noi, insomma, non è che ci siano cifre, non giriamo i soldi con la forca, come si dice, non c'è necessità. E sono contento, dopo 20 anni è una buona cosa, però credo che il margine, il gap di crescita della radio sia tanto. Io ho un editore, il mio direttore, che così non è che sposi tanto la pratica sportiva, lui lo sport gli va così, un oroscopo, una diretta è la stessa cosa, ma gli voglio bene ovviamente. Io farei una radio, se fosse per me, farei una radio tematica sullo sport, dirette di tutte le discipline, mi piace tanto. Penso che ecco una cosa su cui speculare in senso buono è proprio far diventare gli organi di formazione squisitamente di nicchia. Questo credo rallenti la discesa, insomma, faccia restare in piedi. Io poi chiudo, scusami Glauco, cioè ripeto, se avessi una radio o che fosse tematica sullo sport, io sarei l'uomo più felice del mondo, insomma, ecco. Prima Gianluca stava controllando sul cellulare, Donnarumma alla Juve, giusto? No, non credo proprio che sia. Vuoi sapere la notizia se va da Juve? No, tornando un po' al tema, al focus, che prospettive. Allora, noi siamo partiti, lo vedevamo anche ieri sera, da un calcio in cui ci si ritrovava la domenica sera alle 18, credo, davanti al 90° minuto, quindi una volta alla settimana praticamente si vedevano i gol. Siamo passati dopo 20-30 anni praticamente ad avere la più ampia varietà. E il passo successivo quale sarà? Ci sarà un passo successivo, ci sarà un passo magari indietro. Minotaveri ieri sera ci accennava, attenti che in Inghilterra stanno un po' ridimensionando questo. Ma io adesso non voglio fare il suo partner o il suo alleato, ma secondo me il passo attuale, anche successivo, è quello ma me ne rendo conto perché noi vediamo poi quali sono gli articoli più letti dei nostri siti, no? E devo dire che la maggior parte delle volte gli articoli più letti sono quelli che riguardano Lega Pro, i dilettanti, cioè quindi quegli articoli di quei personaggi, di quelle storie che non sono raccontate dalla televisione minore, esatto. Quindi credo che fortunatamente quel tipo di calcio non morirà mai, resisterà ancora e ha il suo fascino anche nell'utente abituato a vedere 1000 volte i gol delle grandi, che però vuole sapere la storia di quel ragazzino che in Serie B a 17 anni ha debuttato e il papà fa il carrozziere, la mamma è ricoverata perché non sta bene, lui porta i soldi a casa, eccetera eccetera, e quelle storie lì sono quelle che fanno, ripeto, almeno nel mio sito, ed è comunque un test importante per capire quella che è l'attitudine del lettore, rappresentano oggi assolutamente i pezzi più letti, quindi
sì, si va avanti, modernità, 4K, 5K, VAR, telecamere dappertutto, spogliatoi, non spogliatoi, veramente ormai vedi qualsiasi tipo di particolare nel giocatore della partita, però alla fine la partita invece quella di provincia col campo dove l'erba non è buona, eccetera, ha ancora il suo fascino, tant'è che, non so se lo sapete, ci sono dei ragazzi che hanno messo su un sito che si chiama Post Goal, ne avete mai sentito parlare? Praticamente loro fanno gli highlights, ecco, voi raccontate tu i risultati e tu li racconti per radio questi tipi di partite. Sì. Loro invece hanno creato una struttura che mette le telecamere in tot campi, ma anche campi amatoriali, e a fine partita tu ti puoi rivedere la clip con gli highlights dei gol delle partite del tuo torneo amatoriale, come se fosse su Sky. Ma la prospettiva, scusami, è quella di arrivare, sui campi dei dilettanti. L'idea sarebbe quella di avere proprio i gol in tempo reale. Ma come si fa? Si fa così, L'idea sarebbe una delle tante: convincere le società a sposare questa idea. E allora come fai? Il dirigente non può stare lì o guarda la partita o bestemmia o beve l'ombra o non può guardare il gol. E poi chi dice qual è l'azione buona del gol? Allora tu dovresti mettere 4 figlioli, 2 giovanili, 2 giovanissimi, 2 allievi, 2 dietro una porta, 2 dietro l'altra, uno dorme, l'altro si spera sia sveglio, e devono scegliere le azioni gol. Questi qui smanettano con il telefono in tasca e il gol ti arriva in pochi secondi. Questo sarebbe il futuro del calcio dilettantistico. Questo è quello che c'è da fare. Purtroppo i presidenti dicono: ma quanto mi costa? Ma niente. Allora forse sì. Ma allora non ne vai avanti. Comunque sono anche inviti che lanciamo ai giovani giornalisti. No, perché scusa un attimo, Glauco, perché io mi scaldo su queste robe qua, no? Allora, quando tu sei un tifoso, che sei con lui, siamo alla partita insieme a vedere via Piave Nervesa, sparo a caso, e io gli dico: che dai, è domenica. Ecco, di fatto, andiamo a bere un'ombra, Gianluca, ti faccio vedere i gol che hanno fatto al campo del Treviso, io gli pago l'ombra e gli faccio vedere i gol che ci sono al tennis. È una figata, ragazzi, per chi ama il calcio, per chi non gliene frega niente. Ma tu sei nel tuo campo e vedi i gol di tutti i campi, è una figata, mortale, bellissima, ok? Bisogna farlo. Sì, è un problema di monetizzazione. Come riesci a recuperare? Però, ma tu recuperare pensa che servizio daresti? No, per esempio noi l'anno scorso... Ma detto gol, dopo chiude. No, anzi lo facciamo noi. Scherzo. No, noi lo rilanciamo, noi va bene tutto. No, sarebbe bellissimo. L'anno scorso avevamo ideato un format Manda i tuoi video televisivo, nel senso che avevamo il reporter che andava di persona a vedere la partita principale di eccellenza di Serie D, si chiamava Germano nel pallone, video pre-partita in diretta Facebook Live, il video lo registrava e montava in 2 minuti, e noi in mezz'ora alla termine avevamo il video dell'eccellenza. Certo, dovevamo andare noi a recuperare gli sponsor direttamente, non dalle società, perché non ti danno una mano, raramente. Ed è quello l'errore, perché tu, facendo vedere i gol del giocatore giovane della tua squadra, non fai altro che mettere in vetrina il prodotto del ragazzo. Sì, ma sensibilizzare su una materia del genere, io lo sto facendo da 15 anni. Lotti contro i mulini a vento. Ma adesso però, scusa Matteo, adesso c'è anche il tuo concorrente, tutto campo. Ecco, non l'ho detto io, ecco, tutto che anche lui vuole fare questo sentiero. Secondo me invece bisognerebbe calcare bene tanto la mano su questo concetto, perché veramente adesso è lo step prossimo, è questo in sostanza, perché vai a coniugare tutta la radio, il sito. È quello di farsi dare i soldi alle società? No, di far vedere i gol, io arrivo a quello, io resto a quello. Tra l'altro, perché sarà una cosa che sarà spontanea dalla gente, non non è che posso io mandare il collaboratore da qua a Verona per riprendere una partita di eccellenza, o è all'interno di un progetto economico vero e proprio, se no è dura, ma io adesso sono partito con la pubblicità locali, anni a prendere il bannerino
fruttivendolo, la pizzeria. Al di là del fatto che io sono locale per modo di dire, perché la tua testata, Glauco, è veramente locale, nel senso che abbraccia il territorio qua. Il mio portale è regionale, cioè appunto l'ortofrutta, c'è una pubblicità qua che lo vedono a Bardolino o a San Michele a Tagliamento, sono 300 km di distanza, non gli interessa niente, no? È locale fino a un certo punto. Da lì infatti la scelta nostra, avevi accennato prima, di aggregarci con le altre regioni, di avere formare sponsor nazionali, un progetto editoriale dove comunque avevamo la faccia, perché ci sono persone comunque dietro, e per trovare delle pubblicità a livello nazionale, una concessionaria che ci abbracci, insomma è tutto. Abbiamo fatto un'esperienza col Gruppo Espresso di più di un anno. Cioè fornivate i risultati raccolti? E loro ci vendevano la pubblicità, cioè avevamo una concessionaria unica del Gruppo Espresso dell'Amazzoni, però anche là subentrano altri fattori, altri problemi che ci hanno... ma noi dicevamo sport e business. C'è un di abbandonare, perché la pianificazione dei media avviene dove c'è interesse, dove c'è l'interesse di spingere da una parte o dall'altra, e per cui adesso la mia pubblicità è lavora tutta sul programmatico, per cui i centri media mi pianificano e ti lanciano la pubblicità in maniera automatica. Esatto, senza andare dal pizzicagnolo di casa a chiedergli 200 euro, che dopo se gli mandi la fattura non ti paga, devi tornare da 3 volte. Queste sono le problematiche, nel gestire queste cose qui. Lo so. Anche noi partivamo da cifre ben più importanti 20 anni fa, adesso si è ridimensionato e bisogna fare di necessità virtù. Io credo comunque, al di là dei soldi che comunque sono importanti, che quando il lavoro è degno e fatto bene, cioè non può essere trascurabile o trascurato. Non è un discorso presuntuoso, è una cosa vera, reale, è oggettiva. Se guidi la macchina bene, la macchina ti guida per 300 km, se fai lo spavaldo in macchina ti dura 100.000 km, se il lavoro lo fai bene le soddisfazioni le devi avere. Ecco. Ma diventa difficile adesso avere dei soldi, perché nessuno apre il portafoglio per niente. Una volta le vacche grasse sono morte tutte e non è così facile. Per quello bisogna ingegnarsi in cose alternative, che sono quelle che ho detto prima, ma prima di me e meglio l'avranno detto anche altre persone. No, volevo solo ricordare a proposito di alternative che comunque Matteo coordina anche delle chat di WhatsApp dedicate ai campionati, e lì in tempo reale arriva l'aggiornamento del dirigente, e come dicevi tu, a volte si parla per le società un po' di alto livello, vedi Triestina piuttosto che Mestre, o a volte anche l'Italenti Belluno, ti mandano proprio l'highlights del gol, spesso del calcio di rigore, ed è secondo me interessante, davvero, che quando l'ho mostrato a dei colleghi mi hanno subito detto fammi una cortesia, inseriscimi nel gruppo, perché effettivamente sono gruppi di dirigenti delle varie società, anche in terza categoria, e il fatto è che noi non volevamo lanciare l'app, perché i nostri concorrenti hanno lanciato, però ecco, proprio per un motivo molto, molto semplice. Mi riallacciavo dicendo appunto che molti cominciano a inserire il video, parliamo di serie D piuttosto che eccellenza, del gol, spesso del calcio di rigore, perché è più immediato. È ancora difficile, cioè trovi uno ogni X... Però sono tentativi, secondo me, interessanti. Ma è difficile, perché se tu ti metti anche, tu non avessi nulla da fare e cercare e trovare l'azione gol, che tu dici, adesso fanno gol e tira fuori, io non mando... ma con i cellulari è più facile. No, sicuramente col cellulare, Glauco, sicuramente col cellulare, ma star lì a vedere una partita con l'unico impegno di vedere le azioni da gol e peccare anche il gol, ci vuole fortuna e bisogna avere pazienza tanto. E bisogna capire se iniziano dallo 0-0, giusto? Ma sicuramente. Comunque, sì, scusa. Concludi. No, volevo dire che anche 2 canali altri che vengono trascurati sono
io scendo di 10 piani da casa sua, vado nel terra nostra, cioè dico la terza categoria, il calcio femminile, sono mondi che ancora nei giornali, nei vari siti, location, insomma giornalistiche hanno ancora meno spazio di una volta. Ci sono meno squadre, è vero, però parlo del Vittorio Veneto, del Gaiarina, adesso c'è l'Unione Vivo Calcio Femminile, insomma io vedo poco questi riverberi di calcio femminile, terza categoria. Adesso, in terza categoria adesso puoi giocare il venerdì, il lunedì, il sabato, puoi giocare quando vuoi, è ancora peggio. E comunque, e poi chiudo veramente, volevo dire, il calcio, una cosa che è in netta ascesa sono gli amatori. Gli amatori è una fauna di ragazzi che hanno 25 anni, che hanno l'amorosa, che se non la vedono la domenica, il lunedì non la vedono più. Quindi devo giocare il lunedì o il venerdì. Secondo, è gente che non si lava neanche più le scarpe, perché sono finiti i tempi che ti lavavi le scarpe. Fanno un allenamento a settimana, stanno benissimo, giocano per il gusto di bere la birra dopo. È un mondo stupendo, secondo me. Quando noi facevamo le radiocronache di queste persone, vi garantisco, c'era un dirigente che era sulla linea laterale col telefonino, con me, con l'ombrea e con la bandierina, così, bellissimo, perché pioveva, bellissimo. E alla fine con i fari illuminavano dove si beveva la birra, con i fari delle macchine, bellissimo. Ecco, e non è che dobbiamo riderci sopra, è una testimonianza di quello che è il calcio, inutile dire cazzate, eccetera, no, è così. E allora, io chiaro che vorrei essere al suo posto, ma adesso che vivo in questo mondo ci sto bene. Allora, siamo a Cison di Valmarino, che è uno dei borghi più belli d'Italia, da qualche mese anche comune American Friendly, cioè amico degli americani, un comune che ha fatto passi da gigante a livello turistico. E c'è un curioso aneddoto che lega Gianluca Di Marzio ad un allenatore di queste zone, di Sarmede se non ricordo male, cioè Gianni De Biasi. Perché? Perché a volte capita in questo mestiere, soprattutto quando acquisisci un determinato tipo di importanza, chiamiamola così, che voi chiederete, ma a volte ti capita che dei presidenti ti chiedono dei consigli? Sì, cioè dovrebbero avere i loro direttori sportivi, no? Fidarsi dei loro direttori sportivi andrebbe sicuramente meglio se si fidassero di una persona sola, purtroppo non accade, quindi il calcio è in difficoltà anche perché i presidenti ascoltano 1000 persone, a volte si fidano più del giornalista che in quel momento magari è sulla notizia o ha tante conoscenze rispetto invece al proprio dipendente. Però insomma, mi capita spesso di ricevere da parte di presidenti richieste di consigli su allenatori da prendere o su giocatori da prendere, eccetera eccetera. E 3 anni fa un procuratore albanese che si chiama Sokol si procurò il mio numero, mi chiamò e mi disse: guarda, io sono molto amico del presidente della federazione albanese che si chiama Arman Duka, e qui il calcio in Albania sta crescendo, però non riusciamo mai a vincere una partita, non siamo mai qualificati per una fase finale di una manifestazione europea o mondiale importante, e comunque qui voi italiani per noi siete delle star, noi vogliamo prendere un allenatore italiano. Io non so da chi andare, non ho il numero di telefono, non so come contattare, non so chi prendere. Per favore, puoi far tu qualcosa, non è che devi fare tu da mediatore, ma puoi aiutarci nella ricerca di 2 o 3 profili che possono essere adatti secondo te, così magari fai tu un primo passaggio e vedi chi può essere interessato, poi ce lo porti. Sappi che il budget è limitatissimo perché veramente l'ingaggio è da Lega Pro, questo allenatore si può portare soltanto una persona dello staff, quando oggi invece chi allena in nazionale se ne conta 7 o 8 se non 10, però insomma qui può lavorare tranquillamente per 2 anni, no? Con la speranza di riuscire a ottenere una qualificazione mai raggiunta nella storia per andare agli europei in Francia, e quindi magari può cercare di mettere sul contratto poi una base di bonus in caso di raggiungimento di obiettivo molto, molto alta, e quindi comincio a vedere un po', a pensare a quelli che ovviamente che erano in quel momento senza squadra, che avrebbero potuto magari prendere in considerazione questo tipo di ipotesi, e chiamai 3 allenatori con cui avevo bene o male un minimo di rapporto perché erano stati allenatori di mio padre o perché comunque mi ero sentito in quei giorni, quindi chiamai Lino Mutti,
che però mi disse no, ma io per spostarmi, per andare lì voglio 3, 4, 500 mila euro, eccetera, eccetera, quindi era ben oltre il tipo di budget a disposizione della federazione albanese. Chiamai Benny Carbone, che oggi allena la Ternana, ma che in quel momento era un allenatore che avrebbe voluto cominciare a fare allenatore, siccome loro mi chiedevano anche uno che aveva magari giocato a grandi livelli, perché lì comunque erano famosi gli ex giocatori, e poi provai a chiamare Gianni, perché comunque conoscevo bene Gianni, gli dissi Gianni, ma ti può interessare una cosa del genere? Lui era in ballo tra Carpi, Salernitana, quelle squadre che lo volevano, dice ma chi te lo fa fare di andare ancora a girovagare in B, in C, che ti cacciano dopo 2 partite, se vai male, fai un pareggio, ti contestano, vai lì, fai un percorso diverso, ti crei un mercato diverso a livello internazionale e mondiale, ma ti si aprono davvero delle possibilità. Gianni prima mi disse di no, poi mi richiamò, mi disse ma quasi quasi ce la faccio una chiacchierata con questo presidente. Io poi me ne tirai fuori dalla cosa di organizzare, diciamo così, l'incontro. Sta di fatto che oggi Gianni De Biasi è la persona più famosa che ci sia in Albania, più anche del primo ministro, è una persona che ha raggiunto risultati mai ottenuti nella storia del calcio albanese, e ovviamente quando poi ci sentiamo, anche prima ci siamo sentiti in macchina e telefonicamente, organizzeremo presto a Pieve di Solivo un confronto, e mi ringrazia ancora, perché al di là del cambiamento di vita non economico, perché ripeto stava magari già bene, non aveva bisogno di questo, ma le emozioni che ha vissuto lui, la sua famiglia, insomma un popolo intero che ancora oggi pende dalle sue labbra, credo insomma sia una grandissima soddisfazione da parte sua averla ottenuta, e un po' un pizzico mi sento orgoglioso di aver contribuito, e sono stato poi a Tirana invitato proprio dal presidente della federazione un giorno, e sono stato lì nell'ufficio, mi hanno regalato la maglia della nazionale con scritto Di Marzio dietro, e mi hanno portato a vedere una partita, e devo dire che mi ha colpito tantissimo il mondo albanese, il fatto che noi giornalisti televisivi italiani di Sky, tu dici ma come in Albania hanno Sky, come fanno ad avere Sky, non si potrebbe portare all'estero il decoder con la testa, insomma, vedono tutti Sky in Albania e mi fermavano per strada. Gianluca Di Marzio ieri si è fatto la telecronaca di Bologna-Atalanta, commentavano il gol come l'avevo fatto io, cioè veramente delle star, ci vedono come qualcosa di davvero pazzesco, e quindi credo che ci sia questa sinergia tra Italia e Albania che possa davvero continuare a grandissimi livelli. Grazie a Gianluca Di Marzio. Non so se abbiamo sforato, insomma sono le 10, io lascerei spazio anche a qualche domanda dal pubblico, a qualche ulteriore curiosità o aneddoto, se avete... Ecco. Sì, Giada. Per il microfono. Da lei non arriva sicuramente la domanda su come è diretta Leotta. No, però mi hanno chiesto se stava questa sera. No, dico, da lei non arriverà sicuramente la domanda su come è Diletta Leotta, che è una domanda che ormai mi viene fatta in continuazione in qualsiasi aeroporto. Ma è davvero così buona Diletta Leotta dal vivo? Sì. Allora, non è che si può dire di no, è così. no, un piccolo aneddoto invece che a me è capitato domenica. Io ho collaborato con Matteo Stosio di Chiatettino, e poi ho fatto una cronaca proprio domenica per l'uso del Molin. Siccome è una cosa romanticissima che mi è capitata, è questa persona, questo signore che è arrivato là e mi fa oh no, ma ti sento sempre, e ha tirato fuori dalla giacca la radiolina, quindi non la classica trufita ma la radiolina, come se il tempo si fosse fermato, e secondo me non sempre l'andare avanti è sempre un'evoluzione, ma ci sono determinate cose, determinate emozioni che magari legate al passato che sono comunque belle. Io invece dal punto di vista giornalistico volevo chiedere una cosa: il fatto che ci sia tutta questa tecnologia, questi social, per cui effettivamente ogni persona può essere giornalista ed editore di se stesso, e anche tu Lucio dicevi sì, ognuno dai vari campi, ognuno può fare praticamente la cronaca, non viene forse meno il ruolo del giornalista, nel senso che io mi rendo conto con grande difficoltà, infatti poi volevo chiederti Gianluca, è già difficile essere obiettivi per chi lo deve fare di mestiere, quindi per noi che siamo giornalisti dobbiamo cercare di fotografare la partita in quel momento per quello che vediamo, e purtroppo siamo umani, quindi spesso ci possono essere 1000 cose che ci possono deviare. Io ad esempio quando faccio un'intervista banalmente la registro,
in modo tale che non sia io che scrivo, ma proprio riporto fedelmente le parole. Questa è una piccola cosa mia magari. Quindi mi chiedo se effettivamente ognuno può fare il giornalista, non viene meno il nostro ruolo, quello cioè la nostra legittimazione, il fatto di essere più obiettivi di chi magari è lì in un campo e è comunque di parte, perché o è da una parte o è dall'altra, quindi non c'è questo pericolo? Secondo me no. Secondo me no, perché come dicevo prima, se si riesce, beh, intanto parto dal presupposto che è più facile per chi ha un microfono davanti alla bocca tutti i giorni, difficile, come dicevo prima, per chi lo fa saltuariamente anche ogni 15 giorni, insomma non sempre, diventa difficile. E non è scritto da nessuna parte come va fatto una radiocronaca, l'importante è che una radiocronaca riesca a tenere le orecchie accese alle persone, cioè deve essere condita secondo me da elementi importanti, da non tempi morti, da dettagli che servono a riempire l'aereo, come dire, insomma deve essere una radiocronaca fatta con personalità. Quando invece, e è il caso che dicevi te Luana, quando viene fatta da persone che purtroppo non hanno la quotidianità del microfono, spesso No, io non intendevo quello, no. intendo dire che banalmente un'occasione di un calcio di rigore può essere raccontata in modo diverso da due persone a seconda della posizione che occupano. E quindi magari io sì. che sono lì dico, caspita, ma magari spesso succede, no? Ma io vedo anche dopo partita che ti vengono a dire i voti che devi dare all'arbitro. A me è capitato, cioè in tribuna il genitore di un giocatore mi fa: oh, bravissimo sto arbitro, vedete gli 8. Ma vado negli spogliatoi, il mister della stessa squadra, quindi erano dalla stessa parte, mi fa: oh, no, sto arbitro è terribile, ne metti di 4. Cioè, quindi ci sono talmente tanti punti di vista che alla fine io credo che il banale, cioè il calcio di rigore. La gente che sceglie poi. Sì, appunto. La gente che sceglie cosa ascoltare, cosa vedere, cosa vedere scritto, magari c'è chi vuole proprio il resoconto da tifoso, perché vuole che tu gli nascondi la realtà. E infatti Sky per esempio ha per determinate situazioni che io, ripeto, magari adesso non voglio denigrare il lavoro di nessuno, ma non ascolterei mai una telecronaca di quel tipo, ma perché è tutta urlata, è tutto contro quello, contro quell'altro, però vedo che c'è una fetta importante di utenza che vuole quello. Allora c'è chi vorrà quello, c'è chi invece cercherà e riconoscerà in mezzo ai tanti possibili aspiranti giornalisti quello più obiettivo, quello che gli dà in qualche modo più sensibilità come racconti l'evento. Io invece credo sia positivo, sia appunto perché differenzia il tipo di servizio di produzione che c'è per l'utenza, e poi anche perché comunque accelera e velocizza moltissimo l'opportunità di far diventare giornalisti dei potenziali talenti. Prima appunto perché dovessero arrivare, no? Avrebbero dovuto mandare DVD, chissà dove, eccetera, eccetera. Oggi veramente è molto più facile mettersi in mostra, no? Poi ripeto, ce ne sono talmente tanti che devi andare a distinguere quello che in realtà può avere un futuro o meno, però credo che sia soltanto una grande occasione un po' per tutti, e penso ci sia talmente varietà di richiesta che alla fine poi il giornalista vero, obiettivo, non si delegittima. Poi ricordiamo, scusa Glauco, no, scusa, va detto che quando si fa una radiocronaca noi abbiamo come voi 12 partite, insomma chi parla in quel minuto e mezzo, 40 secondi che ben sai Luana, devi nei 40 secondi, 50, un minuto, devi sbagliare il meno possibile, non è facile. Capita che in quel minuto, 40 secondi, x tempo, hai la palla fuori, hai un ragazzo che si fa male e devi inventarti le cose. E qua si vede la caratteristica di uno. E questa è la strada per chi vuole pensare un domani di arrivare a Sky. Prima a Sky, per dire a Mediaset, alla Rai o alla CNN. Prima quando tu mi hai chiesto, cioè l'esperienza che io ho fatto a livello locale, lo ribadisco a tutti quelli che mi chiedono come si fa a diventare, che strada devo fare, ovviamente devi studiare, è chiaro, cercare di laurearti. Io probabilmente tornando indietro non mi lavorerei in giurisprudenza, perché alla fine quel tipo di percorso formativo che ho fatto, sì, magari mi ha dato delle cose, però per la mia professione secondo me non me ne ha date altre, quindi magari cercherei di approfondire le lingue.
Cioè, oggi io penso che la conoscenza delle lingue sia assolutamente determinante, quindi se io potessi tornare indietro nel tempo cercherei di studiare il più possibile, non solo l'inglese, che magari so abbastanza bene, ma cercherei di imparare lo spagnolo. Io mi sento male quando mi chiamano le radio spagnole a parlare di Prandelli a Valencia e sembro veramente un cretino che dico che so dire solo muchas gracias, perché non mi sento cittadino del mondo, non sono in grado di poter interagire con loro perché non sono spagnolo, e quindi avrei magari preferito fare lingue o un altro tipo di facoltà più moderna, che mi avesse dato più formazione per il tipo di lavoro che faccio. Quindi studiare ovviamente, ma fare la pratica a livello locale. Ma quanti ragazzi però preferiscono venire nei campi a fare radiocronaca e non vedersi su Sky Milan, Inter, eccetera eccetera? È difficile trovare ragazzi che hanno voglia di sacrificarsi, andare a fare questo. È difficile trovarli, ma è quella la strada, perché poi quando hai fatto 100, 1000 radiocronache e telecronache a livello locale, quando arrivi che hai magari la fortuna di essere segnalato, oppure di trovare chi ti conosce, ti può portare ad avere un'opportunità, una grande opportunità, sei sicuramente quello in grado di poterla sfruttare al massimo rispetto a chi arriva tramite scuole di giornalismo fantomatiche o master che per carità magari produrranno anche dei futuri Gianni Pereira, non lo so, ma non ne ho visti arrivare sinceramente. Volevo fare un inciso perché la domanda è pertinente. Noi viviamo ormai in un'epoca in cui siamo tutti giornalisti, siamo tutti scrittori. Probabilmente il Lavapiatti di Londra poteva fare, invece che scrivere Gianluca Di Marzio, poteva fare un post su Facebook o su Twitter. Si chiamano insider adesso questi qui, che anche durante il mercato su Twitter dicono: ho appena saputo che Milan prende quello, quindi vengono chiamati. In realtà volevo dire, io insomma, non dimentichiamoci che siamo un seminario dell'ordine dei giornalisti, il ruolo del giornalista sicuramente è fondamentale. Non a caso Lucio, che è il coordinatore, il regista della trasmissione, è un giornalista pubblicista, Matteo Soligon ha un direttore responsabile e ha una colonna portante del sito che è Fulvio Cipriani, quindi ci sono insomma dei riferimenti autorevoli, e nel caso del Lavapiatti di Londra c'è tutto il lavoro del giornalista dopo, no? Quindi non è il Lavapiatti che è andato a chiamare Marotta, ma è stato Marotta, mi sembra, Paratici, e lo ha fatto Gianluca Di Marzio. Quindi quello che succede insomma a noi, a voi collaboratori o redattori di testate, abbiamo l'imboccata spesso anche da Facebook, quindi il furto, l'incidente, ma poi spetta a noi, spetta al giornalista avere l'abilità di cercare la conferma, quindi nel caso della cronaca nera dai carabinieri piuttosto che dalla polizia locale, nel caso dello sport. Soprattutto, Glauco, l'aspetto fondamentale è quello di riuscire a coltivare il più possibile il rapporto di fiducia con la propria fonte. Certo, che è fondamentale. Che è fondamentale, la cosa principale, perché Marotta, Paratici, Galliani, tutti questi personaggi qui si devono fidare di te. Si devono fidare, quindi sì, li devi conoscere tutto, ma soprattutto devi essere bravo a anche il costruire un Lavapiatti, rapporto di perché fiducia. oltre al Lavapiatti perché certo, quindi, certo, quello sì, però poi dopo, nel momento in cui ho la notizia e devo verificarla, sì, ci sta che Galliano e Marotta non mi rispondano perché vogliono tenerla segreta, se però tu invece sei riuscito nel tempo a fargli capire che si possono fidare di te, che non li vuoi fregare, che non li vuoi tradire, ma che puoi fare un percorso insieme, che non vuol dire essere succubi del club, vuol dire concordare in qualche modo, trovare il modo per far sì che si faccia bella figura io e anche ovviamente il club. Poi ovviamente sta a me, io posso anche dare la notizia lo stesso perché sono sicuro di quella fonte, poi a maggior ragione se lo vedo con i miei occhi. Tante volte io vado in giro durante il mercato dalle 10 di mattina alle 3 di notte, quindi molte volte non ho bisogno del lavapiatti, ma li vedo con i miei occhi e la dico lo stesso anche se non me la confermano perché li ho visti. Però ripeto, il fatto di avere questo rapporto di fiducia che nasce poi da quando ti dice: oh, te la dico ma mi raccomando non la dire,
Se tu invece preferisci in quel momento fare lo scuppettino del momento perché vuoi essere contento di averlo fatto, ma ti sei bruciato sicuramente con la fonte, io preferisco non farlo e avere maggiori crediti possibili da chi si trova ad avere rapporto con me. Ricordo in ogni caso che Facebook in questo momento è un po' la madre di tutte le battaglie a livello giornalistico, ma Facebook sta cercando di strutturare delle collaborazioni con le testate giornalistiche proprio per avere notizie attendibili, quindi non post tra virgolette bufale, i famosi fake, ma avere la notizia direttamente dalla fonte. Quindi l'osservazione è legittima, però credo che si vada nella direzione di avere comunque un giornalismo attendibile, di avere un giornalismo che va poi a verificare le chat del WhatsApp piuttosto che i post di Facebook o di Twitter. Sì, ma scusa, la domanda sua, chiudendo la mia risposta, perché forse mi sono spiegato male. Allora, il fatto di fare il giornalista, di essere super partes, cioè di mantenere l'etica, la deontologia, quello che vuoi. Quella è anche sì, una linea editoriale. No, ma difatti, ma c'entra poco secondo me, infatti ho detto non c'entra Luana secondo me, nel senso che devi dire che è un rigore, il rigore basta, finito, l'arbitro ha fischiato il rigore calcisticamente parlando, giornalisticamente parlando anche, ok, boh. In quei 20 secondi tu sei giornalista comunque, perché devi dire solo che il rigore è finito, quello è il tuo compito. Puoi dire, non puoi neanche dire per me non era rigore, io se uno mi dice per me non era rigore, per me non è buono. È meglio che dici, scusa, secondo te era rigore, allora mi va bene, ma se il commentatore dice per me era rigore, per me non era rigore, questa gente qua non esiste in una radiocronaca, e io fossi in una telecronaca, io se uno mi fa così lo caccio via. Okay? Il giornalista non dice niente, difatti io mi incazzo perché salto dalla sedia in radio, quando ho i personaggi che mi dicono alla radio abbiamo perso ma chi abbiamo perso chi? Cioè mi alzi la sdite, ma abbiamo perso chi? Perché mi incazzo come una biscia, perché non si sa, non bisogna fare i partigiani, ragazzi. È vero, chiudo, poi perché lo ripeto alla noia, ci sono delle persone che fanno le radiocronache che vanno perdonate, giustificate. Non c'è. No, infatti, ma logico. Scrivi vivaci proteste della squadra. Vuoi dire che... D'accordo, ma sto dicendo che abbiamo delle persone che non sono abituate, e sbaglio anch'io, ripeto, alle radiocronache. È chiaro che può scapparti, era rigore, non era rigore, ma non deve scappare. Ti faccio l'esempio, la partita di domenica scorsa, secondo me ci sono talmente tante sfaccettature e noi abbiamo talmente tante possibilità nel come diciamo le cose, anche banalmente come si monta un video, noi possiamo dare determinate informazioni certo. Ad esempio, la partita di domenica per me è stata l'elemento scatenante, vittoria del 4-2 del Cappello Maggiore, ma l'elemento scatenante è stata l'espulsione ingiusta di un giocatore. Io, a seconda di che fazione faccio parte, potevo dire no, l'espulsione è giustissima, poi effettivamente la squadra ha dilagato. In realtà io quello che ho detto che abbiamo visto è stata un'altra cosa, viceversa dall'altra parte potevano dire no, in seguito con l'espulsione. Ma certo, la stessa notizia può essere data in tantissimi modi diversi. Io posso anche sembrare la più imparziale del mondo, ma trasmettere quello che voglio io, questo intendevo dire. Non metti mai d'accordo nessuno. Secondo me no, quello mai. È impossibile, perché anche se tu pensi di aver detto una cosa, di averla vista con i tuoi occhi in quel modo lì, dici rigore dubbio, trovi tu devi dire solo se è rigore o non è rigore, stop, finito, basta. Se uno dice a quello che è vicino, secondo te era rigore, Di Marzio, non so, basta, finito. Ma ci possono essere anche risultati, perché nessuno è... Allora partiamo dai secondo principi me. sani per crescere, perché se allora ci fermiamo, allora io posso giustificare allora il mio ragazzo che mi dice per noi era rigore perché Tony ha buttato giù Beppi, per noi era rigore. Io in radio le sento, ma non devono più sentirsi queste cose qua, Gianluca. Tu devi dire rigore, l'arbitro ha fischiato, finito, stop, basta. Secondo me, nel mio piccolo credere. Hai l'ospite e gli chiedi, secondo te Tony era rigore o no? Non lo so, non ho visto. Così funziona a casa mia. Purtroppo noi sbagliamo anche noi. Però gli ascolti si fanno dicendo quello che pensi. Certo, cioè se tu pensi il Bar Sport su sì, Italia sì, 7, dove ognuno dice la sua, perché vai a sentire anche quello che non ti piace sentire. Vabbè, sì, da come stiamo parlando, no. Non quello, non ma restavamo ai 20 secondi di sì, rigore o non rigore, chiaro. qua. No, sì. che alla fine
io mi chiedevo il ruolo che posso avere io. Ma il giornalista deve dire è rigore, finito, basta. L'arbitro dice, secondo me, l'arbitro è rigore, finito, basta. Poi nel dopo partita chiedi al mister, ma secondo te era rigore? Ma facciamo parlare gli ospiti, sono quelli che hanno... No, secondo te deve far cronaca e basta, è stato Esatto, fischiato il basta, rigore finito, senza dire se basta, c'era o non stop, c'era. Stop, finito. È così, secondo me. Va bene. Di Luca QDP, Di Marzio, una domandina così. Vedendo un po' il calciomercato sta diventando quasi più importante del calcio giocato. Questo sia in termini di vendite di giornali che anche di riempimento di spazi televisivi. Questo porta a dei paradossi. Si vedono a volte i tifosi che corrono all'aeroporto perché arriva un giocatore che non hanno mai visto magari giocare, oppure dei dirigenti che acquistano dei giocatori, si ha quasi l'impressione perché devono far contenti i tifosi. Una volta c'era il detto squadra che vince non si tocca. Mi viene in mente un Barcellona che era quasi perfetto, ha preso Ibrahimovic dando via Eto'o, magari per vendere delle maglie o per far contenti i tifosi, poi la Coppa dei Campioni l'ha vinta l'Inter. È così, hai detto tu. La verità è un po', devo dire, non so se siamo artefici o colpevoli, un po' noi come Sky, perché comunque il format calciomercato, l'originale che abbiamo creato 11-12 anni fa, è diventato una delle trasmissioni più seguite dell'estate, no? E quindi probabilmente siamo riusciti a creare questa dipendenza dal calciomercato, che forse una volta non era così attiva da parte dell'utente. Oggi sì, io mi rendo conto che, ma me lo dicono anche i protagonisti, cioè, lo dicevo proprio a Daniele prima a tavola, cioè, a volte trovi il direttore sportivo quando mancano, non lo so, 10 giorni alla fine del calciomercato e comunque comincia il campionato, che ti scrive il messaggino: oh, ma oggi tutti vogliono sapere neanche cosa facciamo stasera, chi gioca, ma solo se arriva Witzel domani, o se... Cioè, ormai il tifoso vuole sapere soltanto se la squadra compra quel giocatore o meno. Io sono contento di questo, sinceramente, perché vuol dire che il mio ruolo continua e continuerà ad avere un'importanza, se vogliamo, ancora maggiore. Io penso però che il calcio giocato debba essere sempre più importante di quello sognato, però il fatto che nel mercato tutti possono pensare di vincere lo scudetto, tutti possono sognare l'arrivo del loro campione, della loro squadra, è forse rimasto l'unico momento, l'unico ambito in cui si parte tutti da 0-0, mentre poi dopo, quando comincia il campionato, vedi che i campioni ce l'ha tutti la Juve e dice beh, quest'anno vincerà sicuramente la Juve, mentre in quei 3 mesi prima che inizia il campionato tutti sognano di poter vincere lo scudetto se fino all'ultimo la propria squadra comprerà quel giocatore. Quindi è rimasta l'unica parte, secondo me, dove davvero il tifoso ancora riesce ad emozionarsi e a sperare di poter arrivare al risultato finale alla fine poi del campionato. Ma sono più possibili operazioni proprio che non se ne è mai parlato, mi viene in mente ai tempi che furono un Platini che è arrivato alla Juve e si è saputo dai telegiornali improvvisamente neanche una voce prima. Questo è quasi impossibile. Quasi impossibile, però devo dire che ci sono dei casi. Ci sono dei casi, è chiaro, operazioni tipo Pogba, Manchester United diventano difficili da mantenere nascoste fino alla fine. Però per esempio ricordo Vidal al Bayern Monaco, no? Vidal al Bayern Monaco, quando fu ceduto dalla Juventus, si è scoperto 24-48 ore prima, ma non c'era il minimo accenno a questo tipo di passaggio. Quindi devono essere veramente molto bravi i club, deve essere molto bravo la gente, deve essere molto bravo il giocatore con la sua cerchia di amici a cercare di non far uscire la notizia. Però le confesso che ancora oggi mi raccontano di direttori sportivi che quando iniziano una trattativa dicono ai vari interlocutori: se esce la notizia io la faccio saltare. Cioè ancora hanno, nonostante possono uscire 1000 notizie, quindi non sai quelle che sono vere e quelle che non sono vere, no? Ma ancora oggi ci sono dei direttori sportivi che quasi minacciano il procuratore dicendogli: devi star zitto, di a quello che non deve uscire niente, perché hanno paura che magari se esce la notizia allora un altro si inserisce, frega il giocatore, quindi gli tocca pagarlo di più, oppure anche solo per il gusto di essere riuscito a fregare i giornalisti, quindi aver dato la notizia a sorpresa, quindi l'adrenalina di esserci riuscito in un mondo dove oggi diventa difficile nasconderlo. Però
a volte quando magari capitano dei miei amici nell'operazione dico: ma come, non mi hai detto questa cosa qua a me? Dice: Gianni mi ha detto che mi la faceva saltare, come potevo dirlo se c'erano magari milioni di euro per lui in un'operazione del genere? Quindi nonostante il rapporto di amicizia ha evitato anche di accennarmi soltanto, magari me la dice veramente un secondo prima che esce poi il comunicato ufficiale, e lì ovviamente non posso né rimanerci male né portare rancore, perché ovviamente io spero sempre che l'operazione venga fatta, perché poi fa parte appunto del lavoro, della vita di chi si trova in quella situazione. Prima di lasciare la parola a Lucio, no, volevo fare una domanda anch'io. Volevo chiedere se qualcuno ha l'aggiornamento di Cittadella Verona. Sì. No, lo troviamo subito. Dovrebbe essere anche E già sapete finito. che Gianluca Di Marzio segue in particolare la Serie B, il sabato conduce la trasmissione appunto. Si conduce in diretta alle 8 con me e Luca Marchegiani. Sì, 5-1 per il Cittadella. Clamoroso. Sì, quindi Verona ha preso 4 gol nella partita in casa con Novara, vinceva 1-0 con gol di Pazzini, poi Ioris, Scaglia, Litteri, Benedetti e di nuovo Litteri. Quindi il Verona è in crisi, perché se prende 4-0 e 5-1 due partite consecutive vuol dire che c'è qualche problemino. Lucio? No, volevo dire Skype. E ovviamente poi arriva il procuratore che ti scrive: Scaglia show Cittadella, lo sta seguendo mezza Serie A, tienilo d'occhio, no? Questo è classico, che lo sta seguendo mezza Serie A, cioè proprio è quello che dice: dai Giallo, aiutami a pomparlo domani quando c'è la TV, dire grande Scaglia, quello che adesso è. Ti parlavano in giro. Ma volevo farti una domanda, è il caso di Canio. Il caso di Canio? Sì, quando lui aveva detto io fuori da questi studi sono fascista, ha fatto vedere... No, non è andata così. Ah, ok. Com'è andata? Non è andata così, Sì, lui... no, non l'ha detto ma l'ha fatto capire, A dai. parte che voglio dire le sue idee politiche erano note a tutti, credo, quindi non Sì, è che infatti. fosse un mistero. È capitato che ma neanche non era in onda, è capitato che adesso si fa anche noi facciamo questi Facebook Live, così magari per lanciare l'appuntamento poi della diretta, e quindi questo ragazzo che faceva Facebook Live è andato nella sala riunioni dove stavano preparando il programma, e quindi erano proprio veramente tutti in maniche corte, pronti a preparare dopo 3 ore il programma. Quindi oggi cosa mai non so se di cosa parlerai, Paolo? Parlerò dell'Eister, di quello, quindi lui ha parlato soltanto del programma che avrebbe condotto poco dopo. L'ha fatto in maniche corte, ha trovato qualcuno su Twitter che ha voluto ingrandire la fotografia facendo vedere il tatuaggio che era già ben noto, perché 1000 volte lui aveva esultato in campo con quel tatuaggio, quindi tutti sapevano che ce l'aveva. Sta di fatto che la fuoriuscita di quel tatuaggio in quel momento è arrivata ai super capi di Sky nel mondo, magari adesso è ancora lì? No, perché evidentemente sì, in Italia noi lo sapevamo, noi azienda lo sapevamo, chi l'ha preso, che aveva questi interessi, queste idee, ma non ne ha mai parlato in onda, quindi non era assolutamente ma se l'avevate preso, un problema. sapevate che era così. Esatto, però evidentemente quando poi escono queste notizie arriva magari all'azionista. No, non è stata questa questione di disdette, di abbonamenti, è stata una questione magari legata agli azionisti di Sky di un certo tipo, che magari possono essere stati ebrei, eccetera, e possono aver detto: no, io quel personaggio lì non lo voglio nella nostra azienda. Penso sia andata così. Ecco, poi sarei curioso se Livio Piccin, che è una colonna portante di TV Pressing, ci raccontasse l'episodio di domenica a proposito se la restrizione di giornalismo e di società. Qua siamo al top. Buonasera a tutti, saluto Gianluca, abbiamo giocato qualche volta a calcio, sì. Paolo Lazzaro, collaboro da Gazzettino. Anche nella nazionale giornalisti verdi del Veneto abbiamo giocato. Sì. Da 22 anni anch'io seguo molto il calcio minore, con Matteo forse ci siamo sentiti anche per telefono qualche volta. Ma volevo chiedervi, secondo voi che futuro può avere ancora la carta stampata, che mi sembra forse il settore più in crisi in questo Diciamo che momento? il lunedì è già vecchio, il giornale del lunedì è già vecchio. Sì, questa è la domanda. Poi un'altra cosa che mi ha fatto piacere, io ho sempre scritto, soprattutto in passato, quando c'erano spazi più ampi, i famosi pezzi di colore, che sono uno spazio che sta ritrovando così molta vitalità, soprattutto in internet. Secondo me bisognerebbe trovare un equilibrio anche per fare delle cronache più lunghe, più dettagliate, anche da parte dei giornali, se non sulla carta stampata, almeno via web.
potrebbe È essere colpa questo. di Veneto Gol se il mattino di Padova da Tribuna di Treviso sono già vecchie. No, assolutamente, non è colpa nostra, è colpa dell'evoluzione. Se non ci fossi io c'è qualcun altro, anzi c'è già, ma la concorrenza in internet è fin là, nel senso la mattina uno ha 1,20 euro in tasca e va a prendersi o il Gazzettino o la Tribuna qua per leggere la cronaca. Su internet è tutto gratis, per cui io leggo Di Marzio, leggo la Gazzetta, leggo Pedullà, leggo come da me vengono a leggere da me, poi io vado di là, loro vengono di qua, cioè la concorrenza in internet la giudico fin là, insomma, ecco. Dopo, No, sulla carta stampata è un problema, sicuramente un problema, perché cioè, la Gazzetta di quel giorno, quando io diedi alle 11 Mancini, tu compravi la Gazzetta in edicola, c'era Mazzarri, porta a rapporto alla squadra, quindi ci sono molte situazioni in cui il giornale veramente alle 10, alle 11 a mezzogiorno è quasi da buttare. Quindi io credo che la strada sia quella di raccontare il più possibile storie, di fare il più possibile interviste esclusive, di mandare il più possibile inviati fuori appunto a raccontare determinati mondi, determinate situazioni, però sicuramente il discorso della cronaca quotidiana ormai sui giornali diventa superfluo, perché oggi su Sky, su Mediaset vedi praticamente gli allenamenti in tempo reale, vedi tutto, quindi leggere il giorno dopo di come è andato l'allenamento della Roma, non lo leggi più il giornale, quindi e soprattutto poi provare a fare come fate voi, poi fondamentalmente un giornale web, cioè far sì che la Gazzetta dello Sport, cioè io se tu dici come lo vedi il futuro, la Gazzetta del futuro, la Gazzetta del futuro me la vedo come un giornale che cambia in tempo reale su iPad, cioè me la vedo così, no? Quindi chiaramente non me la vedo più su carta, a meno che non ci sia la possibilità di stampare più edizioni durante la giornata, e quindi fare come fanno in Inghilterra o in America, che a volte c'è l'edizione pomeridiana o l'edizione notturna, fare meno stampe durante la notte, quindi la mattina, e dividere magari le stampe durante la giornata e fare più edizioni di un determinato tipo di giornale, o altrimenti farlo quasi web, o comunque che su web tu quasi tipo Ritorno al futuro vedi cambiare la prima pagina a seconda di quello che succede durante la giornata, perché altrimenti se non riesci a stare al tempo, no? Con quello che è il mondo e la velocità, Quindi muori. i giornali locali dovrebbero puntare più su quello. Però sai, il giornale locale forse avendo non lo so se l'informazione televisiva locale è ancora come quando io lavoravo a Telenuovo. Mi ricordo quando io lavoravo a Telenuovo, il telegiornale di Telenuovo era un telegiornale, credo lo sia anche adesso, che ogni tanto lo guardo, sono a Padova. Probabilmente il locale si può ancora salvare perché c'è meno diffusione di quello che è accaduto durante la giornata in TV, c'è sul web se fatto bene magari come voi, però non so quanti esempi come voi ci siano in giro per l'Italia, non so se ce ne siano tanti, quindi forse il locale riesce ancora a sopravvivere perché ti dà il locale, ti dà quello che veramente la signora vuol leggere del proprio quartiere, no? In maniera dettagliata. A livello nazionale, dico, diventa molto difficile per determinati giornali riuscire a resistere. Ho visto un'altra mano. Premetto, una domanda a Gianluca, premetto che sono milanista, ma anche simpatizzante Nessuno è udinese. perfetto. E volevo sapere, secondo te il mercato insomma, delle big europee, il futuro delle big europee sarà più improntato sul sistema pozzo o cinesi e russi la faranno ancora padroni? Cinesi e russi. Sì, perché sono quelli che hanno più soldi, vengono, comprano, non sanno niente di calcio, quindi vedono sul transfer market la percentuale di vittorie dell'allenatore, la percentuale di gol realizzati rispetto alle presenze fatte, loro comprano così. Loro quando scelgono giocatori e allenatori scelgono proprio con la percentuale, come nell'azienda scelgono il manager perché vedono quel manager quanto gli ha portato di utile nella stagione precedente a quell'altra azienda, cioè, è tutto così. Però non è matematico il calcio, lo sappiamo benissimo, e quindi serve una
formazione dirigenziale, oltre che di allenatori, ma di dirigenti in grado di far capire a questi personaggi, sì, ok, voi mettete i soldi, decidete voi, quindi perché pagate, ma il calcio è diverso. E quindi, come sono stati bravi per esempio quelli dell'Inter a far capire, nel momento in cui c'era la scelta di prendere Pioli o Marcellino o quell'altro, di far capire che in quel momento era più importante prendere un allenatore normale, anche se non aveva le percentuali realizzative di vittorie rispetto ad altri. Spieghiamo magari cos'è anche il Transfer Market. Transfer Market è un sito direi molto importante a livello calcistico, che fornisce, oltre a una serie di statistiche su tutti i giocatori del mondo, molto ben dettagliate su presenze, gol, eccetera eccetera, a volte fornisce anche l'agente, quindi il procuratore, la scadenza del contratto, quindi a volte vai a vedere per capire se il contratto scade dopo un anno, dopo 2 anni, eccetera eccetera, ma soprattutto, ripeto, se vai alla fine vedi presenze, gol della carriera in A o in B, vedi appunto, ti fa anche delle percentuali di quanti gol fa ogni minuto, quindi sono degli strumenti che danno una sorta di metrica su quello che è il mondo del calcio. Questo è una risposta a quello che chiedeva il collega Padova, credo, su? Cioè sul fatto che ci sia bisogno comunque di cambiare marcia. Non ci si può più arrestare alla cronaca del 7° minuto, Soligon passa dal Molin, colpo di testa di Di Marzio, rete. Bisogna studiare anche nuove soluzioni. No, però quello che dicevi tu del colore, per me sfondi un portone. Cioè, io quando i ragazzi appunto mi scrivono le mail che vogliono cominciare a scrivere per il mio sito, eccetera, mi mandano gli articoli di prova. Manca tanto, che vuol dire appunto capacità di saper raccontare, come dicevi tu, un'architettura diversa, e non tutti sanno scrivere bene, perché oggi leggo dei pezzi che non si possono leggere, però tant'è che io a volte dico, ma sporcalo questo stile, cioè cominciami una frase con una parola, cioè non per forza ieri nello stadio si è disputata questa partita, ha vinto quella squadra 2-0, no, quello è vecchio, no? Quindi dammi qualcosa di diverso, raccontami quello che hai provato tu vedendo la partita, raccontami le emozioni che ti ha dato, che poi diventa il colore, no? Che dicevi tu, la gente vuole leggere questo. Essendoci poche pagine, mancano tanto le storie. Mancano le storie, lo so. Secondo delle persone, come sono arrivate. Per esempio vedo che la Gazzetta spesso fa, se non sbaglio il sabato o la domenica, fa 2 pagine con le carte, con i libri, cioè che racconta il giocatore attraverso le carte, attraverso la lettura dei suoi libri, e quelli sono secondo me gli articoli più belli, perché emerge davvero la persona. Oggi noi vogliamo umanizzarli i campioni, no? Vogliamo far sì che questi campioni ci facciano vedere quello che sono fuori dal campo, no? Ecco perché siamo tutti pazzi quando li vediamo sui social, che fanno le loro Instagram stories a casa con il cane, allora diventiamo matti quando fanno i balletti, che fa il balletto con Pogba, cioè, vogliamo vedere quelle cose lì. Sì, li vediamo in campo, li applaudiamo, però vogliamo vedere cosa fanno fuori dal campo. Ecco perché quando tu mi chiedevi come hai fatto ad avere così tanti follower su Twitter, eccetera, eccetera, perché io mi sono un po' messo a nudo. Cioè io, è come se avessi dato il mio telefonino a tutto il mondo, cioè io ricevo una domanda e mi scrivono, ma veramente sei a Roma a fare la telecronaca oggi? Sì, ma dove ti posso trovare? Tra 20 minuti ho il treno a Termini, ma posso venire a farmi una foto con te a Termini? Sì, sono al binario 15, tra un quarto d'ora, e vengono, mi vedono lì, magari si fanno la foto e dicono, ma come? Cioè, lui ha risposto su Twitter dicendomi di venire al binario. Sì, perché alla fine devi umanizzarle le cose, devi far sì che... A proposito, dopo chi vuole può farsi il selfie. Sì, ma credo che sia fondamentale quello, cioè creare proprio un rapporto di empatia con chi ti segue dall'altra parte, che sia il giornalista, che sia appunto il giocatore. Spesso certi giocatori aprono i loro profili, non li seguono neanche direttamente loro, li fanno seguire da agenzie di comunicazione, quindi non rispondono mai, e allora è inutile aprirli, no? Cioè, ma stiamo parlando di 2 velocità diverse, Sky e il calcio locale, cioè c'è uno scalino importante. Scusa, c'è un aneddoto che riguarda Alessio Cerci, con il sito di Alessio Cerci che diede la notizia. Alessio Cerci si trasferisce all'Atletico Madrid e Alessio si stava allenando a Torino. Quindi a proposito di queste storture... No, lui fece un tweet in cui disse
grazie a tutti, va a Barto, vado a Madrid, eccetera, eccetera. Lui disse che gli era stato hackerato, perché poi lui l'ha cancellato, smentì questa cosa, in realtà secondo me l'aveva scritto, gli era partito il messaggio e poi l'ha cancellato perché non era il momento di annunciare quel tipo di notizia. A proposito di storie, se Livio Piccin, che è giornalista, storico, collaboratore della Tribuna, nonché colonna di TV Pressing, se ci racconta una storia di giornalismo e società. Io sono Livio Piccin, mi presento, ma mi conoscono comunque perché sono cronista locale della Tribuna di Treviso e è dal 77 che calco i campi di calcio e 32 anni che ho la tessera professionale da pubblicista. E penso che neanche a Gianluca Di Marzio sia accaduto quanto è accaduto a noi e al mio collega il Gazzettino domenica nella partita, dico chiaramente, Conegliano Spinea, esattamente. A inizio partita la dirigenza ci ha obbligati praticamente a accomodarci sui gradini della tribuna, sui seggiolini della tribuna, a seguire la cronaca della partita, in quanto l'allenatore era squalificato, inibito fino al 21 di novembre, quindi sarà squalificato anche domenica, e assieme al direttore generale pure squalificato perché entrambi dovevano entrare in cabina stampa. Chiaramente abbiamo riportato il fatto sul giornale del lunedì, sia io che il mio collega del Gazzettino, e poi addirittura il Gazzettino sul resoconto trevigiano ha scritto: il Conegliano sfratta i giornalisti. Una cosa che purtroppo in 32 anni di tessera personale non mi è mai accaduta, ma penso non sia accaduta nemmeno a Gianluca Di Marzio, e il Gazzettino poi ha riportato addirittura anche mercoledì la stessa cosa su un trafiletto, una cosa insomma stranamente che non fa onore sicuramente al sodalizio giallo-blu che ha calcato i campi nazionali della Serie C. Chiedo a Gianluca Di Marzio questo comportamento. Non è facile fare il cronista di provincia. Non è facile fare il cronista di provincia e, come dice lei, se qualcuno viene a condizionarti con i voti, lascia perdere e falli tu. E è accaduto un fatto a me anni fa quando ho fatto un derby Conegliano Vittorio Veneto. All'inizio partita ho dato la lista in mano a un grosso personaggio del calcio nazionale, Narciso Soldan, che tutti ricorderete, ex portiere del Milan. Fai tu le pagelle Narciso e poi io metto il commento. E a fine fatta la partita, durante la settimana qualche tifoso del Vittorio criticò le pagelle e disse: questo cronista non capisce le pagelle. Gli rispondemmo che le aveva fatte Narciso Soldan. Ti è mai capitato di essere spodestato da un dirigente? No, spodestato no, è capitato ad altri miei colleghi però anche in Serie A. Ricordo ai tempi il Catania di Monaco che ritirava gli accrediti e la possibilità di entrare a seguire le partite o gli allenamenti perché avevi scritto male o parlato male della squadra, quindi è capitato anche in Serie A. No, a me personalmente, a parte i diritti che abbiamo, quindi difficilmente non ci fanno entrare. È capitato qualche volta di qualche allenatore che si era risentito qualche telecronaca e magari la volta dopo poi non si è presentato a parlare. No, da quel punto di vista sinceramente non ho avuto episodi di questo tipo. L'unico episodio in questi tanti anni di telecronache mi è capitato non con una dirigenza ma con un tifoso che prima della partita, prima di un Verona-Napoli, che però è Verona-Napoli, è una partita molto sentita anche tra le tifoserie, mi ricordo che nell'entrare allo stadio, dal parcheggio dello stadio, da sotto la tribuna, mi ricordo che questo tifoso del Verona venne lì a provare a intimorirmi e disse: stai attento a quello che dici perché ti sentiamo, no, oggi. Quindi cercò un po' di condizionarmi, ma è veramente l'unica volta che è capitato un episodio del genere, ma ripeto, a parte non mi ha condizionato, ma ha lasciato insomma il tempo che trovavo in quel momento. Allora, è stato richiamato, mi sembra, Spalletti dall'Ordine Nazionale di Giornalisti perché aveva criticato una giornalista di Roma, se non ricordo il nome. Un giornalista di Roma, Roberto Maida, recentemente. Il Corriere dello Sport, sì. Infatti il comunicato del sindacato giornalista del Veneto che ho avuto 15 giorni fa diceva appunto che Spalletti aveva cercato di condizionare l'opinione di questa giornalista. Ho anch'io un aneddoto su Spalletti quando allenava a Venezia e si allenava qui all'hotel Loris, il suo righetto. Non è un personaggio facile, non confermo che non è un personaggio facile. No, volevo fare
Una domanda a Gianluca Di Marzio: come si comporterà la TV in genere, Sky, anche con questo nuovo sistema di gol non gol con la moviola? Perché i tempi... Beh, il gol non gol, il fatto che comunque già in Italia in Serie A sia attivo è fondamentale, perché riesce a evitare tanti errori che ci sono stati in passato, quindi oggi c'è l'occhio di falco nelle porte di tutti i campi di Serie A, e quindi noi telecronisti vediamo in tempo reale quello che vedono gli arbitri in quella situazione. Il VAR, che è diverso ovviamente, che è la famosa moviola in campo che stanno sperimentando adesso, anche durante Italia e Germania è stata sperimentata. Noi ci auguriamo che ovviamente possa non solo funzionare, ma possa essere un ulteriore servizio da dare all'utente, quindi non solo al giocatore ma anche all'utente. Credo che ci sarà una sinergia sempre più forte tra il settore arbitrale e la televisione, in modo da poter evitare di essere criticati quando diamo dei giudizi su alcune situazioni, perché ci saranno talmente tante, ripeto, oltre alle telecamere che noi vediamo, ci sono altre 32 che vedono solo quegli arbitri che si trovano fuori dallo stadio, nel vagoncino, a vedere la partita con queste 32 telecamere, e quindi se loro vedono una telecamera particolare che vede che il rigore c'è, ti evitano anche la possibilità di dover dare un commento che può suscitare delle polemiche. Quindi noi ci auguriamo davvero che non è il calcio deve essere robotizzato e diventare una macchina dove non esiste l'errore, perché è impossibile, però dove si può limitare il più possibile l'errore in determinate situazioni. Credo che, come nel football americano, come nel basket, credo che ormai si stia arrivando a quel tipo di strada, e spero anche, lo diciamo tante volte agli arbitri quando facciamo delle riunioni a Coverciano, che parlino, cioè quando viene a fine partita il giocatore, ma che vengano anche loro, perché se l'arbitro viene e spiega l'errore che ha fatto, anche in questo caso, come dicevo prima, si umanizza, no? Cioè io l'ho visto male, ho sbagliato, cioè magari lo rivediamo insieme, qui ero in quella prospettiva, pensavo che avesse toccato, pensavo che avesse sbagliato. Secondo me, quando poi ti sentono parlare, ti vedono negli occhi che sei sincero, che non sei in malafede, alla fine poi anche chi ti sta guardando e giudicando riesce anche a perdonarti più facilmente. Ho visto che abbiamo sforato l'orario, ma vedo che siete ancora qua inchiodati. Io volevo sapere quante volte capita che magari il dirigente di turno chiama il giornalista per depistare magari sulla manovra di mercato, e se magari c'è un aneddoto di novità. Depistare il dirigente proprio, depista, è capitato quando prima ti ho detto, magari io arrivo su una notizia tipo Witsel, Juventus su Witsel, chiedi conferma appunto al Paratici di turno, che ti dice ma lascia perdere, no, lascia perdere, no, non lo prenderò mai. È capitato quando la Juventus stava provando a prendere Falcao, ti ricordi un paio d'anni fa, cos'era, un anno e mezzo fa, un paio d'anni fa, che la Juventus stava provando veramente a prendere Falcao, il centravanti del Monaco, ma Paratici me la continuava a smentire. Disse no, è impossibile. Quando invece c'era, per dire, Marotta, che mi diceva no, ma vediamo determinate condizioni. Io insistevo con Fabio, dice Fabio, ma Marotta mi sta dicendo così, no, ma tu lascia stare, non arriverà mai. Quando poi è finito il mercato, è vero che non è arrivato Falcao, ma io so di 1000 incontri che Paratici ha fatto per portarlo, e quindi poi quando ci siamo visti a fine mercato, che poi sono quelle situazioni in cui torni sugli episodi, ho detto Fabio, perché mi devi prendere in giro? Mi devi dire no, ma io te l'ho detto perché tanto sapevo che non ce l'avrei fatta a prenderlo, no? Che però era sbagliato, perché poi dopo invece se fosse arrivato ovviamente avrei fatto una figuraccia io, perché c'erano invece altri miei colleghi in quel momento dalla Gazzetta dello Sport che cavalcavano molto questa cosa di Falcao alla Juve, mentre io davo pochissime chance. E certe volte in questo caso non l'ha fatto in malafede. Capisco anche che a volte preferisca tenere i riflettori bassi su una determinata operazione, perché appunto spera poi alla fine di poterle prendere le sue condizioni. Sono capitati dei procuratori che ci hanno depistato veramente per poter fare un'operazione a una squadra anziché un'altra, e la più famosa riguarda Vieri. Era proprio uno dei primi anni in cui io facevo il calciomercato, forse il primo se non il secondo, e mi ricordo che eravamo all'hotel del calciomercato e c'era anche Alessandro Bonan con me. Adesso Alessandro sta sempre in studio, mentre in quel periodo veniva anche lui nell'hotel, e anzi era
aveva il ruolo più importante di me in quel momento, e il procuratore di Vieri, che si chiama Sergio Berti, è ancora procuratore di De Rossi e di altri giocatori, stava trattando per riportare Vieri alla Juventus. E quindi in quel giorno adottò una strategia, che era quella di far veicolare il passaggio che Vieri alla Juventus era praticamente fatta. E quindi arrivò a me, arrivò ad Alessandro, arrivarono a tante persone legate in qualche modo al calciomercato, arrivò la notizia che Vieri alla Juventus era fatta, che stava chiudendo, eccetera, eccetera. C'era però anche il Milan sul giocatore, lo stava trattando. Lui fece uscire apposta che la Juventus aveva chiuso, quando invece in realtà non aveva chiuso. Però arriva a me, arriva a lui, arriva un altro, arriva a 4-5 persone contemporaneamente, anche persone affidabili, amici di Vieri, tutto fatto apposta, tutto programmato per fregarci. E mi ricordo che andavo in onda e tra l'altro io volevo dirla io la notizia che Vieri tornava alla Juve, no? Perché era una delle mie prime. Ale fa, no ma tu sei appena arrivato, lascia che la dica io, no? Allora siamo insieme, lui dice, comunque prendi 2 palloni in mano, uno bianconero e uno rossonero, e io quando ti dirò a dove va Vieri fai cadere il pallone rossonero e tieni quello bianconero in mano dicendo che va alla Juve. Quindi facevo questo sketch. Notizia clamorosa, Vieri torna alla Juve, clamoroso, è tornato il giorno dopo alle 13 ufficiale al Milan. Perché Sergio Berti sfruttò questa cosa con il Milan, perché il Milan, Galliani, sentendo noi in televisione a dire che stava chiudendo con la Juve, aveva firmato, chiamò subito Berti e disse, ma davvero vai alla Juve? Sì, sto quasi chiudendo, ma no, venite subito, lo prendiamo noi. Andarono lì di notte e chiusero l'operazione con il Milan, la mattina all'una fu ufficiale. Naturalmente io con quel procuratore non parlo più, da 12 anni ormai, perché essere messi in mezzo così anche in maniera, con malafede, preferisco quasi che tu me lo dica. Guarda, aiutami in qualche modo perché ho bisogno che una trattativa possa andare. Posso anche pensare di farlo, non è giusto, non sarebbe giusto, però magari con dei termini particolari, cercando di essere equilibrato, diplomatico, magari dico, sì, c'è anche con la squadra che forse potrebbe chiudere, aumenta all'alto, te lo dico, ma mi farà fare la figuraccia, senza poi neanche dirmi niente, di far uscire che va la Juve, se poi dopo, perché poi alla fine la figuraccia la faccio io. Poi ci vendicammo però, dopo un paio d'anni, quando Vieri andò alla Fiorentina, non ce lo disse lui ovviamente, ma un'altra persona vicina a Vieri, demmo in anteprima la notizia che Vieri andava alla Fiorentina, e quindi fu una sorta quasi di chiusura del cerchio. Però quella è stata la bufala più grossa mai presa, perché quando poi il giorno dopo all'una ti arriva l'ufficialità che va da un'altra parte, insomma è brutto da sicuro, ti stai proprio male dentro, male proprio fisicamente, quasi non dico non uscire di casa, ma quasi. Allora, mentre se non ci sono altre domande, mentre Gianluca prepara qualche anticipazione magari di calciomercato invernale, io vi ricordo che domani saremo qui con Fabrizio Fabbri e Edoardo Caianello, 2 giornalisti che hanno dedicato un libro a Kobe Bryant. E domani sera quindi qui al Teatro La Loggia di Cison di Valmarino alle ore 18, e a seguire alle 20:30 avremo ospite il direttore di Rete Veneta, Luigi Pacialli, che prosegue un po' la sua esamina a proposito di bufale, no? di questa mania di scoop, questo viaggio personale nel mondo del giornalismo, appunto tra falsi scoop e bufale. Quindi Luigi Pacialli domani sera alle 20:30. Quindi Cittadella no, non c'è una anticipazione, 5-1, sì, se no mi piacerebbe chiudere raccontando questa collaborazione, questa cosa che mi viene proprio da dentro il cuore, che sto affrontando con un gruppo di ragazzi disabili che si chiama Gli Insuperabili, e che ho conosciuto vicino Torino, e che hanno una scuola calcio con tanti istruttori, quindi con uno staff non solo di allenatori sul campo, ma di psicologi, di veramente ragazzi che ho visto avere una passione, gli occhi proprio di chi vuole aiutare queste persone
che non stanno bene, e sono andato a trovarli. Loro si allenano durante la settimana quasi come fossero dei giocatori veri, fanno delle partite in un campionato, si vogliono un bene incredibile, e c'è questo portiere di questa appunto squadra di disabili che mi disse, quando sono andato lì un mese fa, che lui si scrive su un quadernino tutte le partite che fa, no? Da quando ha cominciato, scrivendo anche quante parate fa e quanti gol subisce, e mi dice: io devo arrivare a 3.000 partite, e quando arriverò a 3.000 partite che ho fatto, tu mi porterai su Sky e mi intervisterai. Guarda, mi ha scritto 2247 su Facebook adesso, poi siamo diventati amici, mi ha scritto: Giallo, meno 9 partite. Quindi vuol dire che gli mancano 9 partite ad arrivare a 3.000, e alla fine parlavi prima appunto dei dilettanti, ma alla fine c'è il mondo dei disabili che va assolutamente seguito con grande affetto. Grazie. Grazie a Lucio Dalmolin, grazie a voi per la pazienza e spero di rivedervi nei prossimi giorni qui a Cisone. Grazie, arrivederci, buonasera.